Andiamo, andiamo a comandare. Dai. Tutti pronti? Oi luogo, bazza! Manolo Carmine veramente ci ha messo un po' del suo sul rigore di Conè. Che nome tieni Conè poi, Corco, di Giorco, non lo so. Amici bellini, benvenuti in questa live. Io sono Valerio Fruto da New York, per i pub che non sanno da dove vengo. E che bello. Cominciamo con quelle cose che poi diventano virali. Ma se io vi dicessi che Zerbin è un Pocio Lavezzi ma con il piede più educato, e beh, tutti quanti se ne vanno, le parolacce eccetera eccetera, il clip diventa virale. Io non divento virale perché noi facciamo le analisi, noi non siamo il risultato così, facciamo le analisi di tutto, di quello che succede, di tutto, di più. 5-4-1 senza proprio appello, anche perché se la Fiorentina tiene la palla e il Napoli aspetta, e aspetta con il 5-4-1, che però io quando arriva Mazzarri e quando vedo che lo scopiazzamento del 4-3-3 di Spalletti non funziona per una serie di motivi che non sono solamente addebitabili a Mazzarri, ma anche allo stato di forma dei ragazzi, allo stato mentale di tutta la squadra, eccetera eccetera, io nei giorni, e voi che mi seguite sempre, nei giorni che passavano, nelle giornate, dicevo, Mazzarri, se te la senti, se non te la senti, fai una difesa a 3, fai quello con cui ti senti un pochino più a tuo agio e vediamo che succede. Ora è arrivato il risultato. Attenzione, è arrivato il risultato, non è detto, non sto dicendo che la difesa a 3 risolve tutti i problemi del Napoli, perché non li risolve, perché poi se andiamo a vedere poco attack momentum, poco possesso palla, la Fiorentina è una squadra che insomma non ti ha creato troppe difficoltà, per fortuna, anche perché l'hai aspettata e l'hai messa in difficoltà, però già, capite, le cose semplici, forse questo è il momento di fare le cose semplici che uno conosce a memoria. Le conosci a memoria, questa vittoria probabilmente allontana la possibilità di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Napoli, perché De Laurentiis è molto sensibile a queste cose, quando poi a questi scontri diretti, quando poi deve scegliere il prossimo allenatore. E insisto nella mia idea, che sarà sbagliata, lasciamo fare affare Italiano, che sarà un allenatore bravo nel futuro, lasciamogli far fare esperienza dove la sta facendo. Io non me la sento di abbracciare Italiano come nuovo allenatore del Napoli. Poi quando succederà lo analizzerei dentro e fuori e con calma vediamo tutte le cose. Intanto il Pocio Zerbin a Rostà, ecco qua, perché veramente, perché poi al di là del gol che fa dove rischia grosso, tanto coraggio e tanto ringraziamento a un giocatore che doveva essere già venduto, quindi doppio ringraziamento per Zerbin, diventa quadruplo quando poi lui rientra in campo e fa quella volata veramente che somigliava al Pocio contro il Cagliari, ve lo ricordate benissimo. Però là il Pocio la prende male, esce una palla, invece lui la tira proprio bene, impatta il pallone proprio bene, incrocia come ha incrociato Simeone, e in questo mini editoriale, che non è un editoriale perché è giusto per introdurre la live, io devo sottolineare la grandissima partita di Juan Jesus, perché è stato perfetto in anticipo, è stato perfetto in difesa e si è anche buttato dentro, perché quando giochi con i braccetti devi farlo, altrimenti sei sempre in inferiorità numerica. Con coraggio devi farlo, devi buttarti dentro, e è anche protagonista di un assist bellissimo per Simeone, che fa la punta vera,
che fa la punta vera. Adesso però i vostri commenti, il grande italiano, esatto, no, veramente, con calma i maestri li analizzeremo quando e se verranno. Nicola Zerbin, Danilo Lavezzi, ma evidentemente non l'ho pensato solo io. Se non vi siete visti la reaction, vi consiglio seriamente di andare a vedervi la reaction prima e poi di tornare, perché è densa, è densissima di emozioni, e va bene così. Poi dopo ci pensiamo all'Inter, la finale delle finalissime, eccetera eccetera. Poi l'Inter potrebbe anche spuntarla alla Lazio, non è detto. Quindi cerco di leggervi tutti quanti, e visto che ci stavano un sacco di like preventivi, i like di quelli che arrivano adesso, forza, con più calma, con vedi, anche se si gioca così e così, la vittoria poi ti fa analizzare le cose con più tranquillità. Zio Walter, piuttosto che fare il pezzetto o il pezzotto, gioca come sai, perché esatto, questo è il mio pensiero, Giuseppe. Zerbigno, oltre Zerbino, un saluto a Amir, Van Dijk e One Stone. Sì, ma perché poi se devi fare la partita, anche Rachmani è piaciuto in diversi interventi, senza dubbio. Simeone davvero un leone, assolutamente. Pietro ha lottato su tutti i palloni, isolatissimo, perché lì poi, andando poi nell'analisi tattica, vedere un Kvara così lontano dalla porta, perdi tantissimo, perché gli devi far fare ancora più metri per essere poi decisivo in the final third, e purtroppo non è così. Però quindi un Simeone così isolato, e comunque veniva dentro, veniva anche a coprire, a lottare su tutti i palloni per dare fastidio al primo possesso della Fiorentina, veramente encomiabile. E do anche una notizia di mercato quasi fatta per Solette del Salisburgo, difensore centrale molto veloce, con un buon piede in postazione di gioco. Ho sentita questa cosa, vediamo se succede, perché poi ne sono usciti tantissimi di nomi per la difesa. Benvenuto Sasà, vite trasformate, Modena senza risparmio. Assolutamente no, Mourinho new coach è una butade assoluta. Accordo con Solette, così dicono. Vediamo, like preventivi come le marcature. Come ha giocato Lindstrom non ho potuto vederlo, amico mio. Gli ho visto fare un recupero difensivo e nella reaction ho gridato al miracolo. Mi è piaciuto il primo bravo Lindstrom, che ho detto con grande convinzione. Poi ha perso palla comunque, ma insisto, come vale per Kvara vale per Lindstrom. Se gli fai fare l'ala difensiva, è normale che va in grossa difficoltà. Quindi l'analisi dei giocatori e delle prestazioni dei giocatori va inserita in un contesto tattico che in questo momento metterebbe in difficoltà chiunque. Adesso questo è il momento che servono i lottatori. Ecco perché guardate come poi le scelte riflettono anche la mentalità dell'allenatore. Ti viene meno Zielinski per motivi che poi dobbiamo approfondire, perché era ancora mezzo infortunato, no? Lo tolgo, poi non lo faccio giocare, poi però lo porto in panchina, poi lo metto dentro perché eri costretto, non c'era più nessuno. La scelta quando devi far fuori Zielinski non è più Gaetano, sostituto naturale, non è Raspadori, e lo capisco perché ti vuoi mantenere l'attaccante nel caso in cui le cose non vanno bene, non è neanche Lindstrom, che non adatti a centrocampo assolutamente. Preferisce Mazzarri cambiare modulo e mettere dentro Mazzocchi, che è la scelta che fece anche col Torino, ricordate, nel secondo tempo. Poi non l'abbiamo potuta vedere sviluppata perché Mazzocchi si fece espellere subito. Però questa evidentemente è l'idea. Ecco perché io, quando vi ho detto, quando arriva Mazzocchi al posto di Zanoli, non ha tanto senso, non è un Berezinski Zanoli, perché come non giocava Zanoli non ha giocato Berezinski con Spalletti, però Mazzocchi è un tipo di giocatore che a Mazzarri piace, perché lo butta nella mischia. Tanta quantità, poca qualità, onestamente, diciamocelo chiaramente, poca qualità, tanta corsa, canta anche molto bene, quindi piace a Mazzarri questo profilo e lo utilizzerà molto di più, ma non lo utilizza al posto di Di Lorenzo, lo utilizza al posto degli altri per mettere le pezze dove vanno messe.
Questo poi nell'ambito del mercato è la valutazione da fare su Mazzocchi, che viene preferito agli altri da titolare. Andiamo. La copertina della Zerbin, ma che partita? Esatto, l'ho detto. Un po' alla Martinez Quarta con quei break a centrocampo, finalmente non sono serviti 20 tiri per farne 3. Che bello, il Ciolito pieno di vena. Anche Zerbin pieno di vena. Che bello. Sono contento del risultato della prova in emergenza, ma io non ce la faccio a vedere. Lo so, hai ragione lui, ma questo è il momento, dobbiamo vivere il momento. Ragazzi, quando si sceglie Mazzarri tu devi accettare. Noi tifosi non l'abbiamo scelto. Quindi De Laurentiis si è trovato nella difficoltà assoluta di troppi allenatori che ti hanno detto di no, sia in estate che adesso in emergenza quando è esonerato Garcia. Hai scelto Mazzarri con quella cosa, con quella speranza, quell'idea o quella dolce bugia. Mazzarri, ho studiato il 4-3-3, ritornerà al 4-3 Mazzarri, perché non credo che adesso farà tutte le partite così, a seconda sicuramente dell'avversario, va bene, però abbiamo visto che non funzionava tanto bene. Non possiamo aspettarci tanto di più in questo momento dal tecnico, però come vi dissi, e qua l'onestà, qua il like per l'onestà mia, per me non è una cosa contro Mazzarri, ma è la scelta che non mi convinceva, perché non dava una scossa vera e propria allo spogliatoio e non dava una scossa neanche tecnica. Adesso che c'è lui, abbracciamocelo forte e ringraziamolo per aver scelto di venire comunque a Napoli e prendiamoci quello che di buono ci può dare. Non è tanto, ma magari i ragazzi si convincono a diventare un pochino meno belli e più efficaci e vediamo di fare qualche risultato uno dietro l'altro, che è quello che poi ti dà fiducia, che ti fa fare più gol. Ti fa fare anche quei gol facili. Oggi abbiamo fatto dei gol non facili. Quello di Simeone è un gol bellissimo, come incrocia con forza e velocità, è stato un gol bellissimo. Quello di Zerbin è un gol in cui lui ci crede, trattenuto, va fino in fondo e va a rischiare una brutta botta, quindi un grande gol di carattere. E poi l'ultimo è una bella, è anche il caso, l'ultimo è il gol del destino, perché lui uscendo per la botta presa rientra in una zona di campo che non è nemmeno la sua, perché lui stava giocando praticamente da esterno sinistro da tutt'altra parte, si ritrova lì e quindi la Fiorentina si trova un po' spiazzata e non aveva un uomo su di lui, recupero, pallone veloce e se n'è andato da solo. Sono le storie del calcio e sono pure belle da analizzare. Meglio l'Inter o la Lazio? Quasi 2 anni, grande Peppino, lo so, sei uno di quelli veramente super fedeli, hai visto crescere tutto, lo studio qua, le cose. Meglio l'Inter o la Lazio? Ti dico la Lazio perché l'Inter ha gli uomini per sfondartela, la difesa a 5, ti prendono uno per uno e fisicamente secondo me ci fanno male. Magari con questa situazione tattica, se Mazzarri la riprende e magari il giropalla della Lazio visto che non è il giropalla del Napoli di Sarri, ma è il giropalla della Lazio, può essere pure che la svanghi con la Lazio. Con l'Inter la vedo difficile, perché dai, tante squadre stanno affrontando l'Inter con la difesa ad oltranza e alla fine la perdono, perché se l'Inter sta facendo un percorso quasi netto, meglio di no. E recuperiamo anche messaggio da abbonato di Brockfire: Mazzarrismo, brutti ma forti, forza così. E anche il mamma che ansia che ritorna, è un rinnovo. Ecco, i rinnovi, dobbiamo capire il rinnovo di Politano, se avverrà o meno. Andiamo a vedere. Oro, sono io, Maro, che bellezza, Gian Pasquale Esposito, un mio amico carissimo, che un pochino sotto mentite spoglie, ma io ti voglio bene, amico mio, e sono contento di vederti. È il Pocio, Zerbin è il Pocio, accettalo. Allora, pallone d'oro immediatamente. Ma buttare significa buttanate? Penso di sì, non ho presente l'etimo della parola, ma
credo significhi questo. A questo punto diamo Lindstrom al Frosinone e teniamoci Zerbin. Non credo sia possibile a livello di regolamento, perché l'ho studiata questa cosa, ne parlavamo con gli amici abbonati. In una stagione, attenzione Michele, non urlavo così da mesi. Sì, adesso ti recupero, Michele. Voglio parlare di questa cosa di Lindstrom, perché si è parlato di Lindstrom in uscita, ma avendo Lindstrom giocato con l'Eintracht Francoforte e avendo poi giocato con il Napoli, può cambiare squadra, può cambiare una terza squadra, ma non può giocare. Almeno questo dovrebbero essere le... Cioè puoi avere 3 squadre, ma non puoi giocare con 3 squadre in una stagione. Di conseguenza, avendo lui giocato con l'Eintracht Francoforte una partita prima, insomma, a campionato iniziato, a stagione iniziata, non dovrebbe essere, cioè potrebbe tornare solamente magari in prestito all'Eintracht Francoforte o se lo ricomprano loro. Quindi la situazione di Lindstrom dovrebbe essere questa. Teniamoci Zerbin. Io capisco un po' la provocazione, un po' tra il serio e il faceto, perché onestamente Zerbin, ogni volta che è stato chiamato in causa, onestamente mi ha dimostrato grande applicazione, grande corsa, e oggi anche 2 gol, e quindi è il momento di celebrare Zerbin, perché più fuori che dentro dal progetto, sempre ai margini, si è allenato con grande serietà. Lo abbiamo detto di Dem e lo diciamo di Zerbin, fanno piacere queste storie. In un'annata particolare è facile fare i panchinari quando va tutto bene e sono tutti comunque contenti. Quando va male il panchinaro soffre 2 volte, e quindi, come l'abbiamo detto per Dem, vale per Zerbin. Non è una bocciatura per Lindstrom, però ci deve dimostrare molto di più. Ripeto ancora una volta, sempre all'interno di una situazione tattica un pochino più logica e plausibile per lui, perché se gli fai fare il terzinaccio a Lindstrom sicuramente non si può fare, sicuramente non lo può fare. E quindi ringrazio Michele. Non urlavo così tanto per un gol da mesi. Che felicità per Zerbin, il ragazzo se lo merita, come il solito. I gol di chi butta il sangue, esatto, il sangue vero e proprio, buttare il sangue, e lo stava letteralmente facendo. Zerbin stava veramente letteralmente buttando il sangue. Altra cosa che non dobbiamo dimenticare, altro infortunio per Cajuste, sono entrati tutti quelli che potevano entrare. Ad un certo punto con Zerbin, ragazzi, Mazzarri si è guardato intorno, ha chiesto, dice abbiamo fatto 5 cambi, non lo posso nemmeno sostituire. Siamo arrivati veramente a una situazione di estrema emergenza, e se Traoré, che ha fatto le visite mediche ed è stato presentato, può aggregarsi, cominciamo a farlo aggregare meglio prima che tardi, nel senso che vedete come i ritardi poi ti portano a delle problematiche. Se tu anche quelle piccole cose che hai fatto sul mercato le avessi fatte un poco prima, magari un Nathan si poteva ambientare meglio, lo stesso Lindstrom avrebbe potuto fare più allenamenti con la squadra, e invece no, è stato fatto un pochino con leggerezza. Idem questo mercato di gennaio, Mazzocchi arriva subito, Mazzocchi subito rientra nelle varie rotazioni e Mazzarri lo utilizza. Se possiamo cominciare a utilizzare Traoré, che deve rientrare in una forma accettabile perché è un giocatore che non gioca da troppo tempo, idem Ngonge è un altro di quelli che il prima possibile, per favore, perché servirà gente con la verve, e questo è il momento che il mercato può dare una svegliata anche ai titolari, perché ancora una volta guardate il Simeone che lasciato marcire in panchina per troppe partite, adesso vedi che con un poco di fiducia e di continuità ti dà quella cosa e segna. Quelli che entrano performano, questo è il momento di vedere un pochino una reazione generale. Grazie Michele e grazie Felice. Non è bello da vedere, ma è quello che ci serve. Non è l'eroe che meritavamo, ma è quello che abbiamo. Fondamentalmente è così. Sì, questo è il momento. Poi ragazzi, queste sono le partite dentro o fuori, e ad oggi anche le partite di Serie A saranno dentro o fuori se il Napoli vuole veramente vincere il campionato delle sorelline. Non puoi più hai già fallito troppe chance, non puoi più permetterti di steccare, di scivolare. La Fiorentina può andare in difficoltà, come avete visto, può andare tranquillamente in difficoltà. Il Bologna può pagare un po' di inesperienza in quelle zone di alta classifica. C'è la Lazio,
c'è l'Atalanta che, come vedete, ci riscavalcano in classifica, e c'è da capire questa Roma che ha fatto la scelta di mettere De Rossi in panchina. E sto guardando un po' di video di De Rossi, che magari non è un allenatore ancora di grande esperienza, che però ambiente Roma può essere un allenatore credibile nell'ambiente, e quindi i ragazzi potrebbero dare qualcosa di più nella Roma. Quindi il campionato resta ancora difficile. Nel frattempo togliamoci lo sfizio di andarci a giocare una finale, perché questo trofeuccio, che diventa una coppetta se non la vinci, ma se la vinci ti aiuta tantissimo a mantenere quella parvenza di grande squadra. Dicevo, avete voluto mettere addirittura 2 partite, semifinale e finale, e il Napoli c'è. Il Napoli ti vuole dimostrare che non molla e che se la gioca con le squadre in Italia, e quindi veramente sarebbe una bellissima storia in un'annata molto molto difficile. Volano tutti i messaggi, 666, il numero della bestia, e ora dovete lasciare i like. Non so a quanti like stiamo, oltre l'amore, sempre, anzi, veramente sempre. Wayu Halma, è stata fortuna anche oggi, bene con il 4-4-3, questa vittoria risolleva gli animi, speriamo molto bene che la Cura Mazzarri si vedrà, speriamo bene, al di là se la vogliamo chiamare Cura Mazzarri, se la vogliamo chiamare momenti dei singoli che cominciano a segnare invece di prendere a botta il portiere. Non fa niente, bene così, perché queste partite dentro e fuori le devi solo vincere, e poi ci ragioni, noi ci ragioniamo, è chiaro. Poi nella calma dell'analisi vai a vedere il rigore alla Fiorentina, che poi pure quel rigore lo vorrei rivedere un attimo, però il Napoli non protesta. Perché? Perché siamo in paura, siamo comunque in un momento di grande tensione, tutti ammoniti, tutti diffidati, non abbiamo nemmeno quella forza di poterci imporre e dire devi andare a vedere il VAR, come fanno tutte le squadre, vai a vedere il VAR, che non siamo convinti di questo rigore. Lo stesso Mario Rui probabilmente avrà sentito il tocchetto, quello fa un tuffo senza proprio precedenti, però là a Marono Carmen, per fortuna, è andata bene. Antiquato ma efficace, mi sembra una definizione abbastanza corretta. Caius deve passare la palla più veloce. Ragazzi, io non parlo mai degli addetti ai lavori, dei giornalisti quando non ne devo parlare bene. Questa è una cosa che mi ha insegnato Guido e ne faccio tesoro. Si fanno i nomi quando hai qualcosa di buono da dire. Ogni tanto però uno strappo alla regola si può fare. Visto che c'è un modo di fare giornalismo che serve solamente a fare sensazionalismo e ti serve a essere ritwittato, così gli farà pure piacere. Oggi De Maggio ha detto Cajuste è un fuoriclasse, diventerà un fuoriclasse. Il direttore di una radio importante come Radio Kiss Kiss, che è ancora, anche se non è radio ufficiale, un punto di riferimento per i tifosi, specialmente all'estero, perché io mi connetto, parlano sempre di calcio e fa piacere. Tu non puoi dire una cosa del genere. Bellingham diventerà un fuoriclasse. Cajuste è un onesto gregario che a 24 anni fa la sua partita, fa delle cose buone, delle cose meno buone, ogni tanto attacca e stacca, è l'onesta riserva di Anghissà, e va bene, e ci può stare nel Napoli. Ma non dire mai, non dire questa cosa, perché se ci credi è grave, se non ci credi prendi in giro i tifosi. E qua io devo cominciare a fare, non dico i controeditoriali, ma a costo di farmi odiare da tutti, perché mi farò odiare da tutti uno per uno, non mi interessa. Io il rispetto nei tifosi è questo. Hai detto una butade, dico il contrario della butade e poi decidono i tifosi chi ha ragione, perché è arrivato il momento di mettere un punto sulle cose che si dicono e prendersi le responsabilità, perché poi nessuno gli andrà a dire nel futuro, anche queste previsioni a lungo termine, quando hai messo una data di scadenza, quando è che possiamo dire che Cajuste è un fuoriclasse, che lo è diventato? Non lo diventerà probabilmente mai, anzi sicuramente mai, perché se sei un fuoriclasse le stime del fuoriclasse si vedono a 18 anni e ultimamente si vedono anche a 15-16, perché stiamo vedendo gente che esordisce a un certo ottimo gregario, che piace, che può fare la sua partita. Non dire fuoriclasse, non dire mai fuoriclasse, perché prendi in giro i tifosi, prendi in giro o te stesso o i tifosi. Andiamo, i like
State aumentando tantissimo. Conquistare la Coppa vorrebbe dire sfatare la maledizione di Garcia. 3 vittorie. Esatto, Mirko, la famosa striscia di 3 vittorie, perché sarebbe Salernitana, Fiorentina e Inter o Lazio, e quindi vedi che lui l'aveva individuata. Se riusciamo a fare 3 partite consecutive, 3 vittorie consecutive, cominciamo a ingranare. Anche nella testa entra un po' più di consapevolezza. Lui ne parlava anche a livello di classifica, ovviamente, per non perdere il contatto con il quarto posto, però lì ci ha lasciato e abbiamo perso un po' il contatto con il quarto posto. Le 3 vittorie consecutive danno anche, oltre alla consapevolezza al Napoli, un pochino un campanello d'allarme a quelle che ti vengono ad affrontare. Ti guardi indietro e dici, però questa l'hanno vinto, quest'altra l'hanno vinto, in qualche modo hanno vinto questa qua. Sarebbe veramente un toccasana. Ovviamente è difficile, ma vediamo come ci muoveremo. Volano i messaggi, sono io troppo lungo, avete ragione. Vedevo le statistiche: possesso 60 Fiorentina, 40 Napoli. Napoli fa più chilometri e tira di più nello specchio, ma fa quasi la metà dei passaggi rispetto alla Fiorentina. Credo anche la metà dei passaggi rispetto a quello che abbiamo fatto con la Salernitana, perché con la Salernitana c'è stato un record assoluto di passaggi, un po' sterile il possesso palla che facemmo con la Salernitana. Qui è normale che fai più chilometri, perché fai più chilometri a rincorrere un po' l'avversario, e anche avendo un sistema di gioco un po' più abbottonato, essendo una cosa nuova, abbastanza nuova per i ragazzi, è normale che non sempre le distanze siano state rispettate. Adesso su questo servirebbe un pochino di tempo a disposizione e anche un po' di pazienza da parte nostra per vedere gli automatismi, perché come esistono degli automatismi da 4-3 che questa squadra conosce a memoria, se ti metti 3-4-2-1, se ti metti 5-4-1, se ti metti con questa difesa un po' più abbottonata. Io ho visto tante volte un Mazzocchi che era a tutti gli effetti un'ala destra che doveva fare tutto il campo, un po' a metà, perché finiva un po' centrale, un po' si pestava i piedi con Politano, che comunque con generosità veniva ad aiutare. Di Lorenzo molto in difficoltà da braccetto, è stato molto più efficace Juan Jesus da braccetto. Di Lorenzo ha perso molto spesso le distanze con gli avversari, con il pallone. Quindi è chiaro che fai più chilometri proprio per questo, perché non sai, e quindi sei in affanno, fai uno scatto in più in avanti, poi lo devi recuperare. Ecco perché escono questi numeri. Allora, ciao e buonanotte a tutti. Oggi un bel Napoli, bello, buon Napoli, bello, non bellissimo. Se facessimo un filotto di vittorie e si riuscisse ad arrivare alla qualificazione sempre, avrebbe senso lasciare a casa Mazzarri e ricominciare tutto da capo? Sì, lo diciamo prima, non lo diciamo a risultato acquisito o non acquisito. Io sono convintissimo di questo. Siamo tornati 20 anni indietro. Mazzarri è un allenatore che onestamente per me non ha un futuro nel calcio moderno, perché lo stiamo vedendo. Quante partite puoi vincere così? No. Il Napoli deve ricominciare con un progetto importante, con allenatori nuovi, propositivi, allenatori che non devono nemmeno impegnarsi a studiare il Napoli del passato, allenatori che sono al passo con il calcio moderno. Lo stesso Spalletti non studiava Sven-Goran Eriksson, Spalletti studiava i nuovi, studiava De Zerbi, studiava Palladino, studiava questi qua. Quindi i nuovo che avanza, voglio vedere roba nuova, voglio imparare, voglio analizzare roba nuova. Non ce la faccio un altro anno di orologi. Ne teneva 3 in conferenza, 2 di qua e 1 di qua. No. Allora, è vero, imbarazzante lo stadio. Fatemi vedere questo messaggio, perché è proprio vero. Dove sta? L'ho perso. Comunque sì, non lo so chi l'ha scritto. Assolutamente assurdo, cioè vedere che tu vai là e giustamente poi si è pure parlato che gli arabi dice: ma dove sta Juventus? Non c'è la Juventus, il Milan, le sorellastre, quelle strisciate che sono comunque le squadre più famose nel mondo. Napoli, Fiorentina, sì, qualcuno se la va a vedere, qualcuno si mette la maglietta, le bandiere false, non lo so se sono false o meno. Ma ricordiamo che anche i mondiali certe volte c'era gente con la doppia maglietta che esultava a caso per qualunque squadra che poi segnasse. Ragazzi, questo non è nemmeno un bello spettacolo da vendere nel mondo, stadio vuoto, una roba bruttissima. Avevo fatto uno screenshot, non so se l'avevo
sta qua, il Paramount Plus, lo posso far vedere, è una roba una roba deprimente, una roba che non si può vedere, e che si fa? Veramente, veramente brutta roba, non un bello spettacolo. Allora, si torna al 3-5-2 e 20 milioni stracciati per Ngonge. Speriamo che ADL non prenda un difensivista l'anno prossimo. Ma non credo, vedi, perché Ngonge è uno di quelli che lo puoi mettere, attenzione a dire 3-5-2, perché è veramente un 3-4-2-1. Perché parlo così? Perché con il 3-5-2 tu avresti un Kvara vicino a Simeone, avresti un Politano vicino a Simeone. Invece Simeone era proprio isolato e non c'era la doppia punta con uno più sotto alla punta, insomma la seconda punta. C'era un vero e proprio centrocampo a 4 con Kvara, Cajuste, Lobotka e Politano, con Simeone isolato. Quindi sono simili ma non proprio, non è un 3-5-2, e nel 3-4-2-1, come vogliamo chiamarlo, che fa anche Palladino, che si mette così ma non è un difensivista a tutti gli effetti, Ngonge si mette benissimo nella zona di Politano, non c'è problema. Ngonge lo puoi mettere sotto la punta, lo puoi mettere esterno destro nel 4-3, lo puoi mettere dappertutto, quindi questo non è un problema. Il problema è alzare il baricentro molto di più, anche quando giochi a 3 con la difesa a 3 e 4 centrocampisti. Quindi Ocio, e non saranno stracciati, penso, i 20 milioni per Ngonge, che secondo me è un giocatore che si ritaglierà il suo spazio. 400 like, Polli, vai! Sono pochissimi, non sono pochi, sono pochini. Anzi, un vocale, così mi calmo. Sentiamo un vocale di Giuseppe Di Lorenzo, poi si chiama, Giuseppe, bellissimo. Amici bellini, vedere una linea 5 iper mega bassa dopo la grande bellezza dell'anno scorso mi fa reazione allergica, senza pressing, senza uscita dal basso. Però purtroppo non siamo evoluti tatticamente e quindi questo possiamo fare. Non so quanto possiamo andare lontano nel lungo periodo, ma abbiamo capito che la storiella dello studio va a farsi friggere, quindi tanto vale che faccia Mazzarri quello che riesce. Certo che comunque in queste partite sì che può succedere di tutto, quindi speriamo bene anche lunedì. Detto questo, soprattutto in questo tipo di calcio, Simeone deve stare là davanti, non lo deve togliere nemmeno da infortunato. Forza Napoli sempre. Grazie Giuseppe, vocale logico che si sposa col messaggio di Torre col 5-4-1 dietro la linea di centrocampo, difesa e contropiede, senza dubbio, e questo nell'ambito tattico qua si parlassero Mazzarri e ADL, perché se uno delle direttive era far giocare Raspadori a tutti i costi, Raspadori in questo sistema di gioco te lo sei giocato, perché deve assolutamente giocare Simeone, e se torna Osimhen assolutamente gioca Osimhen e può essere anche devastante nelle praterie. Quindi è chiaro che ci sarà, che è una situazione temporanea, quando mi si fa la domanda se poi alla fine arrivano i risultati, si continuerà con Mazzarri così, non credo proprio, perché poi si vanno a far friggere tutti dei programmi che uno si era fatto anche a livello di investimenti societari. E quindi uno come Raspadori, lo stesso Lindstrom, lo vai a perdere. Kvara è un giocatore che anche fisicamente sta lì, se la va a lottare la partita anche da ala molto, molto bassa, però lo mortifichi avendo quelle qualità in dribbling, in accelerazione. Quindi deve essere una situazione temporanea, se questo ci richiede il momento lo facciamo con grande volontà. Se arrivano i risultati ce la facciamo piacere in qualche modo, però nell'analisi è chiaro che siamo onesti, e mi fa piacere che poi nelle analisi poi oneste qualcuno sta facendo delle vere e proprie capriole io avevo detto un pochino prima, vabbè, ma non fa niente, non c'è bisogno. Allora, partita fino all'1-0 non bellissima, Cajuste cammina, si può dire Mazzarri ha azzeccato i cambi, erano tutti obbligati i cambi. Cioè quelli erano, non poteva fare altro. Lindstrom è andato bene, mi riservo un pochino di dubbi. Ostigard sì, Ostigard è perfetto se fai questo tipo di calcio qua. Andiamo a prendere sta coppa, dai, forza Napoli. Zerbin che grande,
Assolutamente, Antonio, il 3-4-2-1 può essere anche più offensivo e non c'è dubbio, ma se 3-4-2-1, io vi ho parlato la differenza tra 4-2-1 e 3-5-2, l'Inter non fa niente di diverso, è comunque una squadra che va a dominare, non ti aspetta necessariamente, dipende da che avversario c'ha davanti. Se affronta il Manchester City è un conto, ma se affronta le squadre piccole del campionato, l'Inter ti domina, ti ammazza e gioca all'attacco. Quindi è così. Addirittura se Gabriele va addirittura a Barcellona, piano piano, è ancora presto, non riesco ancora a pensarci. Pensiamo a quella che uscirà dalla partita di domani e vediamo se esce un'analisi. Magari domani esce un'analisi sulla finale. Vediamo un pochino come si svilupperà. Un gioco così, Kvara è costretto a fare centrocampista e rende poco, si passava poco e male la palla, 39% ne è un segno, con l'Inter sarà dura. È chiaro. Così è proprio quello che abbiamo detto. La vena gli esce per rincorrere gli avversari ed è un peccato. Allora, ciao Angela, secondo te migliore in campo? Secondo me Gollini, come ho scritto sul messaggio live reaction, ma Gollini ha fatto giusto un paio di parate facili. Per me il migliore in campo è assolutamente Juan Jesus, non c'è dubbio. È chiaro che Zerbin, Simeone, il gol così, ma Juan Jesus entra nel primo gol che indirizza la partita perché fa un assist che non è nemmeno nelle sue corde, onestamente. Quindi per me, per la partita difensiva che ha fatto e per le poche uscite da braccetto che avanza, assolutamente Juan Jesus. Mi è piaciuto tantissimo Lobotka. Lobotka ha fatto una grande partita, ha fatto strappi in solitaria. Perché? Perché Cajuste non gli ha dato grande mano. Cajuste sempre un po' in giro per il campo, mentre Lobotka aveva il senso della posizione, ha strappato palloni, si è messo a fare il frangiflutti anche, quindi Lobotka veramente partita importante insieme a Juan Jesus. Poi per il resto i voti domani. Allora, piglio buono quando viene, camalamente non manca mai, diceva mia nonna, compatti, esattamente. È la saggezza di chi aveva un pochino più di esperienza di noi. Non sarà semplice recuperarlo subito, ma forse in pochi ricordano il 3-3 dell'Empoli e Sassuolo. Se riuscisse a tornare a quei livelli sarebbe un grande acquisto tecnicamente superiore a Elmas. Tecnicamente superiore a Elmas, aspetterò a dirlo, perché lo stanno dicendo un pochino tutti. Io me lo ricordo con Sassuolo, era un buon elemento, un insignotto che sai, giocando sulla sinistra rientra, fa dei buoni lanci, fa dei buoni passaggi, va bene. Non è, ragazzi, non me la sento di dire torna quello di Empoli. Comunque Sassuolo è un buon profilo se recupera fisicamente, è un buon profilo e va inquadrato però tatticamente, perché io se lo metti al posto di Zielinski e quindi fai la mezzala un pochino più votata all'offensiva, va bene. Se lo devi mettere al posto di Anghissà mi convince veramente poco, visto che Zielinski non si sa che fine farà e lì ancora si deve fare qualcosa. Mo capiamo se Barak oggi è entrato, ha giocato contro di noi, non lo so che cosa succederà a centrocampo. Per me Traoré diventa il vice Kvara, onestamente, è lì che può dare di più, per quello che ricordo al Sassuolo. All'Empoli onestamente non me lo ricordo, troppo indietro nel tempo, e essendo troppo indietro nel tempo, essendo passati degli anni e avendo lui avuto dei problemi fisici abbastanza importanti, aspettiamo. Come facciamo a comprare un difensore se non possiamo prendere più nessuno, e soprattutto quando tornano gli altri chi sta in panchina? Leonardo Pepe. Allora, il discorso si sta facendo un po' di confusione con il discorso delle liste. Non dovrebbe essere un problema, dipende da chi ti mantieni. Il discorso delle liste è 17 più 4 più 4 e vi invito veramente, perché lo sapete, quando c'è da perdere tempo io lo faccio,
e feci un video sulle liste che sta sul canale, per fortuna rimane tutto ed è tutto ancora recuperabile. 4 devono essere del vivaio del Napoli, 4 devono essere del vivaio italiano e poi altri 17 giocatori che non devono avere vincoli. Ora, uscendone uno, entrandone un altro, qualcuno sta dicendo che il Napoli non può più prendere. Attenzione, perché se perdi un giocatore del vivaio italiano, comunque puoi spostare un Zielinski che non era messo nel vivaio italiano ma che lo è, e che quindi può spostare dalla lista dei 17, si può spostare nel vivaio italiano se resta ancora Zielinski. Sotto questo punto di vista il Napoli sono sicuro che questo errore non lo fa, sono molto molto attenti a questa cosa qua e non ci siamo mai trovati in difficoltà con le liste sotto questo punto di vista. È uscito anche Elmas, che era un giocatore dei 17 normali. Lo stesso Traoré, se non sbaglio, è un giocatore del vivaio Italia, perché stava quindi nell'Empoli, quindi non ci dovrebbero essere problemi sotto questo punto di vista. Andiamo a vedere. Ah, ecco, bravo il Guiscardo. Non perché dici queste cose, ma perché mi dai una notizia, visto che avevo intravisto in reaction uno striscione che si vedeva in alto a sinistra e non capivo, perché leggevo la cacca finale ma non si capiva qual era la parola di prima, e quindi va bene, abbiamo saputo che era così. nel marasma generale qualche romanista, anche perché il Napoli sì, non c'è una grande rivalità con quelli là, tra Lazio e Inter ancora men che meno, quindi si è infilato qualche romanista nella situazione, non lo so. Mario Napolitano, Giuffredi che dice è più che altro secondo me non male. Mario Rui sì, ha il rigore lì sì, però non malissimo. Politano così e così, insomma due partite poco sotto la sufficienza, se vogliamo essere un po' severi. Più che altro dobbiamo chiedere a Giuffredi che dice che Gaetano non gioca nemmeno quando fai fuori Zielinski. Lì dobbiamo chiedere, però in questo momento sarà impegnato con altre situazioni Giuffredi, perché ancora si parla di questo interessamento arabo di Politano, si è parlato invece poi dell'accordo totale per il rinnovo a 3 milioni, dopodiché lo stesso Giuffredi, fermi tutti, non c'è stato nessun accordo, smentisco categoricamente, non c'è nessun accordo, quindi sarà affaccendato con altre situazioni. Allora, si parla ancora di questo Solé, difensore del Salisburgo, veloce, buon piede, buona impostazione di gioco dal basso. Non lo conosco, direbbe Mazzarri, io non lo conosco, quindi prima di darvi un giudizio su questo giocatore mi guardo un pochino di partite e un po' di highlights. Nel calcio puoi fare il gioco che vuoi, a patto che venga fatto bene. Il prossimo allenatore deve essere uno preparato per il gioco che vuole fare. È così, Danny, è assolutamente così. Deve esserci un accordo di massima con il presidente. Dice io vorrei vedere, il presidente non deve dire devi fare il 4-3. Il presidente può dire io voglio vedere una squadra che è votata all'attacco, oppure vuole vedere una squadra che ha dei principi del gioco che sono i suoi preferiti e che credo possono essere quelli del dominio, quelli che ci hanno tolto diverse soddisfazioni. Se tu chiedi questo a un allenatore, l'allenatore non ti dovrebbe nemmeno rispondere io faccio così o faccio colì. Lo dovresti già sapere quando lo scegli, la storia degli allenatori te lo dice, e quindi sai che se vai a prendere un Mazzarri è un po' più difensivista e attendista, se vai a prendere un altro giocatore un pochino, sai che Tudor è più moderno, che però comunque lavora su questi principi qua, lo stesso dicasi con Gasperini, con Juric, questi qua. Se invece prendi uno che sta facendo vedere altre cose, tipo Motta, tipo Palladino, e allora già sai. Armando, non voglio generalizzare, io ti ringrazio per la donazione, non posso generalizzare insieme a te con questa frase, perché se tu dici tutti, assolutamente non è possibile e non è vero. Purtroppo ci sono frange molto nutrite che hanno dimostrato più volte di apprezzare certe ideologie assolutamente deprecabili e non lo hanno mai nascosto, quindi purtroppo sotto questo punto di vista credo sia una bella sofferenza
essere un tifoso della Lazio che non la pensa così, perché si trova poi circondato da situazioni non belle. Quindi, vabbè, è un problema che non ci riguarda, onestamente. Grazie mille, Armando. E andiamo a leggere altri messaggi, per esempio Popovic, pare fatta pure per Popovic, operazione che mi piace, altro che quella di quest'estate con Caprile e l'eccezione del Bari. Ma tu dici che Dira, non lo so, lì si deve vedere. Popovic ne parlano tutti, anche questo è un altro che chi l'ha visto? Vi direi delle bugie. Ci sono delle immagini online che fanno intravedere un grande talento, ovviamente essendo super giovanissimo, quando vedi delle cose dove lui sembra una categoria superiore a tutti i suoi coetanei, è chiaro che si fa vedere e si accendono le luci della ribalta anche con squadre molto importanti, perché se il Milan ci aveva messo l'occhio, se il Bayern ci aveva messo l'occhio, mi pare anche il Porto, insomma le squadre di caratura in Europa avevano individuato. Però se Popovic ha anche lui delle problematiche alla Samardžić, cioè con genitori o comunque agenti che richiedono un certo tipo di commissioni che poi rallentano anche la crescita di certi giocatori perché poi fanno il bello e il cattivo tempo in sede di trattativa, non lo so se mi voglio andare a infognare in una situazione del genere. È chiaro che il profilo piace un po' in generale a tutta Europa. Se lo prendi e lo smisti subito, ancora meglio se lo fa in Serie A, quindi si parlava del Frosinone. Anche lui però dovrebbe essere una punta, comunque un trequartista, comunque un giocatore d'attacco, e quindi in questo momento noi siamo strapieni di giocatori così e sono di difficile collocazione. Faccia la sua esperienza in Serie A, magari, e poi decidi se c'è puntarci o meno. Però non vorrei fare un'altra volta la situazione tipo Gaetano, tipo Zanoli, cioè ce li hai, non li usi, li mandi in prestito, ti ritornano, ci punti un'altra volta, poi comunque non li usi. L'abbiamo visto con Kvara, arriva a 21 anni, forte, subito, titolare, se sei forte e non c'è età che tenga. Se il ragazzo è forte, non c'è età che tenga, come per esempio un Ildiz che stiamo vedendo che ha avuto quell'impatto senza andare a prendere nemmeno i giocatori dei campionati esteri. Se è forte lo dimostra e va, senza però ti devi adattare al campionato italiano. No, se è forte e non c'è dubbio. Nel caso Veiga si proponesse al Napoli, cosa ne penseresti? Veiga è un giocatore che anche lui sicuramente del talento, ma adesso fatti la tua esperienza in Arabia, avrà firmato un contratto anche lungo, goditi la bella vita, i soldi che ti puoi fare là e stati là, voglio dire. Noi dobbiamo avere gente che è anche dimensionata come prospettive, come ambizione, rimanere nell'ambito del calcio che conta. Uno così giovane che va in Arabia, un pochino di preoccupazione a livello mentale me le porta. Poi è chiaro, può anche aver deciso mi faccio questa esperienza là, ci sono comunque dei grandi campioni che mi fanno crescere, tra avversari e compagni di squadra, mi faccio una cosa di soldi importanti, metto a posto tutte le cose mie e poi ritorno in Europa perché ho tutta l'età per tornare. Io mi fionderei su altri profili, onestamente, perché non esiste poi solamente Veiga. Allora, comunque io in Caius ci vedo tante potenzialità, forte fisicamente, grande strappo, palla al piede, deve migliorare come disciplina nella tecnica, a me piace davvero tanto. Ed è una descrizione logica, Lorenzo. Se tu mi descrivi Caius così, io dico sì, è esattamente quello che ho visto negli highlights ed esattamente quello che ci sta facendo intravedere con il Napoli. Se poi mi cominciano a dire ma quello diventerà un fuoriclasse, io chiudo tutto e me ne vado, onestamente. Allora, c'è un vocale di Fabio Versatile. I like, ragazzi, like, dai, abbiamo vinto la semifinale. I like. Parole di Mazzarri. Siamo in emergenza, quindi dobbiamo un po' adattarci al momento storico della stagione e proviamo a fare quel che si può, soprattutto contro una squadra che gioca in verticale come la Viola. Però non appena recuperiamo qualche giocatore, di sicuro proveremo a giocare come sempre. Pancia una frecciatina alla società per il mercato?
Sì, nel senso che è proprio quello che dicevo con gli abbonati oggi, no? Perché giustamente arriva la formazione, la metto in campo perché la formazione è arrivata con la distinta, cioè in ordine di numero, e quindi non si capiva la formazione. Benvenuto Sam Play, non ti vedo, aspetta, benvenuto Sam Play. Arriva la distinta, leggo i nomi, dico ok, se hai tolto Zielinski e hai messo Mazzocchi, a intuizione credo che ti metti col 3, 4, 2, ed è logico. Poi qualcuno sia su Instagram che su Twitter che negli abbonati diceva mo sta facendo la difesa a 3 come dicevate voi e non manca va buono, e io ho risposto no, va bene, perché tu devi anche dare dei segnali. Se tu hai tolto Elmas a dicembre e non lo hai sostituito sapendo che non avevi anche chissà, sapendo dentro di te che la situazione di Zielinski, tra il contratto, tra un pochino l'affaticamento, che poi ha già capito questo affaticamento, se è un affaticamento finto o meno, se è un infortunio di mercato o meno, se non ci vuoi puntare, se il ragazzo non ci sta con la testa, se è colpa sua, qualsiasi sia la verità, comunque sai di non poterci puntare come titolare in Amovible. Di conseguenza il 2 gennaio il Napoli doveva avere un centrocampista, e quando arriva Traoré, che adesso quello può giocare Mure Pezzà, va benissimo, ma lo sapete perché arriva Traoré? Sapete chi sono gli agenti di Traoré? Scrivetemelo, che ci arrivate da soli. Chi sono gli agenti di Traoré? La botta in testa mi ha dato la sveglia. Sì, se la deve godere tra battute e felicità. Gli agenti di Traoré, mentre voi lo scrivete, sono gli agenti... No, non è Giuffrida. No. Non è Giuffredi, non è Giuffrida. No. Gli agenti di Traoré sono gli agenti di Dragusin. È l'agenzia di Dragusin. Quindi che cosa è successo? Che il Napoli è andato a trattare Dragusin. Mentre Dragusin, gli agenti, evidentemente ci ha detto guarda che tra Bayern di Monaco e Tottenham noi ci possiamo parlare quanto offrite, ma credo che il ragazzo vada in Premier. Però non è come se avessero un centrocampista, perché dalla Premier, ecco come poi le trattative, quando hai dei contatti, si sviluppano. Perché secondo me l'idea Traoré viene in conseguenza di una certa trattativa e dice aspetta, ma tu altri giocatori non ce ne hai? Guarda, difensori forti che ti possono servire in questo momento no, però tengo un centrocampista che se voi lo recuperate fisicamente potrebbe essere un crack e non sta funzionando in Inghilterra. Fammi recuperare Valeria. Questa storia è interessante perché è una illazione mia che non è vera e non si mantiene su niente, però onestamente credo sia plausibile. Torno nella community dopo un po', sto guardando la stagione non a casa, oggi è la prima che guardo da casa, sembra a casa sta, Vale, e lo sai da parte mia, è meglio che questo caga, esatto, che paura, Zerbino ho temuto davvero, ma è davvero, è su Taccuino in uscita, e purtroppo sì, si diceva Frosinone, oramai fatta, però ovviamente il Napoli, visto che, attenzione, parliamone bene, visto che esce Zanoli, entra Mazzocchi, queste sono le operazioni che stiamo facendo. Esce Zanoli, entra Mazzocchi, praticamente uno va alla Salernitana, uno viene dalla Salernitana. Esce Elmas, è entrato Traoré numericamente, quindi lo consideriamo mezzala jolly, proprio il jolly tipo Elmas però era pronto fisicamente. Traoré è tutto da vedere. Entra Ngonge, esce Zerbin. Questo è nella logica delle cose, perché non può uscire Lindstrom, Ngonge gioca sulla faccia, ed è dove Zerbin stava giocando in questo momento sotto Mazzarri, Zerbin alla destra. Quindi nella logica delle cose arriva Ngonge, esce Zerbin, e si sta parlando di Zerbin, visto che lui voleva andare a Frosinone, forse il Verona voleva prenderselo nell'affare Ngonge, e quindi si sta un pochino aspettando, però secondo me non liberano Zerbin finché non arriva il benvenuto Cyril Gonge. Purtroppo ad oggi io vi dico ci torna utile Zerbin, quindi non abbiate fretta a venderlo. Sei il Napoli, puoi anche decidere di impuntarti e di aspettare fino a fine mercato, o addirittura perché ci sono partite da fare fino a fine mercato,
o addirittura te lo tieni proprio e vediamo di fargli fare l'ultima stagione con noi. Grazie mille Valeria, sei sempre gentilissima e a casa te a sta, perché pure io ho fatto questo errore l'anno scorso, mi vado a vedere la partita con la Salernitana e il Napoli non vince lo scudetto, festa rimandata a casa, le tradizioni vanno rispettate a casa. Possiamo dire che l'ha vinta tatticamente la scelta di avere i quinti per coprire il campo, il braccetto JJ che esce in pressing su Bonaventura. Sì, Aldo, con il senno di allora, no. Ti spiego. L'hai vinta perché l'hai vinta, perché hai fatto gol e perché loro non hanno fatto gol. Però tatticamente la Fiorentina ha avuto il possesso palla, ha avuto l'attack momentum, non sono arrivati al tiro, quindi sei stato bravo a non far creare i presupposti, questo l'hai vinto. Se tu volevi fare lo 0-0 va benissimo, vuol dire che hai vinto e puntavi ad arrivare ai rigori. Poi i contropiedi non è che abbiamo avuto grandi occasioni una dietro l'altra in contropiede, quindi non me la sento di dire che il Napoli l'ha vinta tatticamente, sicuramente l'ha imbrigliato e lo ha imbrogliato, perché se non sbaglio Italiano ha anche detto, io sono stato un po' sorpreso dal cambio modulo, visto che tu hai detto una dietro l'altra ogni conferenza che avresti sempre tenuto il 4-3, sicuramente probabilmente Italiano è rimasto un po' sorpreso e ci ha messo un po' a prendere le contromisure. Sotto questo punto di vista sì, sotto un altro punto di vista tatticamente tu non hai avuto poi il pallino del gioco e per una squadra come il Napoli è sempre un gran rischio. Ci teniamo il risultato, siamo contentissimi per come è finita, però io mi devo tenere anche quella che è la realtà della reaction. Eppure all'inizio secondo tempo, per buona parte del secondo tempo ho detto stiamo abbassando sempre di più e ogni volta che il Napoli si abbassa troppo ti esponi ad attacchi continuati e va a finire che prima o poi qualche gol questi te lo fanno. Quindi il gol loro sarebbe arrivato su calcio di rigore, avremmo visto probabilmente un altro tipo di partita, ti dovevi riscoprire un'altra volta oppure potevi giocare per l'1-1. Quindi non me la sento di dire hai vinto tatticamente, però insisto, forse è meglio fare le cose che già sai e sai come chiedere delle cose invece che scopiazzare, perché lo scopiazzamento abbiamo visto dopo tante partite che funziona di meno. Ora però con il tempo a disposizione, con un pochino più di serenità che ti portano i risultati, si può anche studiare con più calma e i ragazzi possono essere disponibili a fare altre cose. Va bene ed è qui che insomma si vedrà chi ci tiene al Napoli e chi non ci tiene al Napoli e chi è più insomma un po' più legato alle proprie idee. Quel tacco di Lindstrom là m'ha fatti in freva Postiglione, l'avvocato Mario così là sono andato in freva, perché dai non è il momento di giocare di fino, tu adesso devi dimostrare e pensavo proprio, guardate, è entrato, adesso è proprio lui che ce la deve risolvere, sarebbe stata una bella storia, però mi tengo la bellissima storia di Zerbin, nel frattempo che aspettiamo Lindstrom, perché lo dobbiamo aspettare, c'è stato un bel investimento, però Lindstrom che mi ha fatto vedere una mezza cosuccia che mi è piaciuta, subito dopo me ne ha fatto vedere un'altra che non mi è piaciuta, controllo di pale, è semplicemente leggerino, dategli da mangiare bistecche, mozzarelle, insomma, devi mettere dei chili, ragazzo mio, proprio chili, fai massa, ci vuole il pollo aggrigliato, proprio il pollo alla griglia, tante insalate e pollo e metti massa, perché sennò secondo me in questo calcio ti fanno affettine. Marco Tarantino: non voglio commentare la partita perché siamo in emergenza, si è vinto e va bene, ci tengo tanto a ringraziarti Vale per la passione che ci metti tutti i giorni per noi, intossichi compresi, sempre forza Napoli. Grazie mille Marco, sei gentilissimo e io veramente ci tengo, mi fa piacere. Prendo questo messaggio da spunto perché oggi per esempio mi sono intrattenuto con gli amici che mi aiutano per fare la lavagnetta dell'analisi tattica, insomma tutta una serie di collaboratori che con amicizia e ci tengo a citarli uno per uno.
Matteo, Tore, Umberto, adesso c'è Valerio che mi dà una mano con quella che era l'impostazione di Stefano, insomma tutti i collaboratori della community di Azzurro Fluido che mi permettono di crescere anche visivamente, perché deve essere vedi per esempio, mo ho appena visto che la scritta Azzurro Fluido finisce là e ha già conciato, perché non si può vedere la scritta là e quindi devo spostarla un pochino e la devo spostare da un'altra parte, perché non mi trovo e deve essere pleasing, deve essere bellino a vedersi. Vediamo se mo esce qua. Vedi, perché già c'è questa cosa così. Insomma, io volevo ringraziare tutti. Perché faccio questa riflessione? Poi la scritta Azzurro un poco più in alto qua. Perfetto. Perché il Napoli ha fatto un video, ha postato un video bellissimo, cioè il video di oggi di presentazione della Supercoppa è un capolavoro di emozione, di bravura tecnica, è un video bello da vedere, un video che riecheggia delle emozioni. Che bello, che soddisfazione, l'ho dovuto ripostare immediatamente, veramente bello. Contemporaneamente avete presentato Traoré con una fotografia ritagliata male col paint, che se la fai fare all'intelligenza artificiale in automatico viene molto meglio, la maglietta sfumata così, la scritta tutta storta. Dai ragazzi, lo sfizio di un giocatore che firma per il Napoli, dice cazzo sto andando al Napoli, e anche essere presentato in un certo modo ma quelli stanno tutti in Arabia. Ma a me che me ne frega che stanno tutti in Arabia? Prima di tutto esistono i computer portatili che voi vi potete portare. Se tutti quanti, tutto l'ufficio di lavoro sta in Arabia, con i computer portatili si può fare. Oppure ci deve essere un ufficio che rimane a Napoli, che fanno tutto questo lavoro, eccetera, eccetera. E purtroppo so dall'interno che non sempre le professionalità vengono assunte e vengono messe in condizione di fare certe cose come si deve. Quindi io ho preso questo esempio e dire la passione che ci metto. Sì, ci metto una passione infinita, voglio crescere, voglio diventare sempre più piacevole per voi. Però servono le professionalità, ti devi far aiutare, perché altrimenti non si arriva alle vette che c'hai in testa. E quindi il Napoli mi deve dimostrare anche questo. Puoi sbagliarla la stagione, perché capita che fai il mercato sbagliato, eccetera, eccetera. Però non fare dei passi indietro a livello di marketing. Io ho fatto un video, poi ve lo farò vedere, non voglio uscire fuori tema. Ho fatto un video in un negozio di calcio dove ovviamente ci sono le tre sorelle, c'è la maglia della Roma, c'è il Tottenham, c'è l'Arsenal, c'è l'Inter Miami, ci sono tutte, ma l'unica maglia che non c'è è la maglia scudettata di quest'anno, ed è sempre un peccato, ed era un peccato perché bisognava spingere quest'anno e purtroppo non si è fatto. Allora, Napoli B meglio del Napoli A, anche con il Frosinone. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo, ed è vero. Non parlare di queste cose, se no è tutto a posto. Ma sì, Lionel, sì, ma io lo so che mi metto contro quelli che devono difendere a prescindere, ma sono piccole cose che danno soddisfazione. Io ho avuto soddisfazione a vedere quel bel video, e quindi quando vedo un bel video, una cosa bella fatta bene, lo riposto. Vuol dire che gira di più il brand Napoli, che il brand Napoli si circonda di bellezza, di professionalità. Se postate la foto di Traoré che si vede, è veramente troppo male. E su queste cose che poi costano veramente zero, perché tu dovresti tenerlo a libro paga a prescindere dal tipo di lavoro che fa. Su questo il Napoli mi deve fare la cortesia, deve impegnarsi di più, perché poi erano belline le grafiche dell'anno scorso e adesso tornare un po' indietro è un peccato. E ci parlo, come no? La maglia della Roma in lo so, Ludovico, io ne ho parlato, ancora non è chiaro che tipo di margine c'è per il Napoli per crescere nella distribuzione. Purtroppo, se si continua con l'autoproduzione, io credo che non ci sia margine per arrivare in certi negozi, perché lì era diviso per sezioni, no? Tutte le maglie Nike. E allora tutte le maglie Nike trovi il Paris Saint-Germain, il Tottenham, l'Inter, il Barcellona, e trovi tutte le maglie della Nike. L'altro lato, tutte le maglie Adidas, e trovi la Juventus, l'Arsenal, il Real Madrid e tutte le cose. Poi c'è un angoletto per le maglie Puma, più un angolo perché sono meno squadre, però c'è il Manchester City, c'è il Milan, ci sono squadre del sudamericane.
E dove si inserisce Armani 7 e a Emporio Armani 7? Non si inserisce perché è troppo piccino e servirebbero delle spese importanti per inserire. Se c'hai una sola squadra non vai da nessuna parte. Allora dovresti aggredire il mercato facendolo in indipendenza. Non si può fare, è troppo costoso. Ci ho provato, lo so perché ci ho provato nel mio piccolo, non si può fare. Se lo vuoi fare, se ti interessa veramente metterti al passo con le altre, devi un pochino accantonare l'idea dell'autoproduzione e ti devi affidare a un marchio più grosso. Purtroppo è così. La Roma, Adidas, oltre ad avere i proprietari americani che evidentemente ci tengono, ci sta, compare. Quindi peccato. Se in futuro vorranno rivedere questa politica, secondo me ne guadagniamo assai. Sì, esattamente, sponsor tecnico, poi ti aiuta nella distribuzione. Mazzarri a Mediaset, cambio modulo per avere più protezione, ma tornerò al 4-3-3, come ci aveva detto Fabio Versatile in vocale. Altro vocale di Pep Di Palma, breve. All'Istrom ci penso io, gliela metto io la massa addosso. Perché Peppe Di Palma, trainer, se avete bisogno di un personal trainer è da Peppe Di Palma che dovete andare, veramente, e lo dico senza perché è un amico che mi aiuta con tutti i dati del Napoli e della Serie A, mi fido al 100%. Mi servirebbe un personal trainer, venite da me, vi mando da Peppe Di Palma e non ve ne troverete pentiti, non ve ne potrete trovare pentiti. Ora occhio ai gialli, eccola là, brava Valentina, nella finale, perché poi i defidati saltano la Lazio e già siamo rimasti io, me stessa e Azzurro Fudo. Ma gli XG ci sono? Allora vediamo, perché il solito sito non porta questo tipo di partite, porta solo la Serie A. Vediamo se SofaScore lo prevede. Su SofaScore non li vedo. Vedo i passaggi, 341 contro i 223, vedo i dribbling. Vediamo le palle lunghe, 53, siamo nella media. Non vedo XG in questa partita su SofaScore. Vediamo. Gonci strapagato, secondo me un pochino sì, valeva 12, su Transfermarkt lo porta 6. 12-15 secondo me era giusto, però non mi metto a fare il ragioniere con il Napoli. Se il Napoli ha individuato il profilo e il profilo convince, è esattamente così che devi dimostrare quella famosa forza economica, no? Che sempre diciamo, tutti hanno i debiti, il Napoli invece non ha debiti, è florido, le casse piene. Questo è il momento e il modo in cui me lo dimostri. Spendi anche qualcosina in più, noi non dobbiamo essere fessi come tifosi e dire però l'hai pagato troppo, non fa niente. Ti piace? Ti serve adesso? Benissimo. De Laurentiis ha la forza di fare e lo ha fatto. Dice: senti, mi piace, non perdiamo tempo. 12, 15, te ne do 18 più 2 ed il ragazzo deve venire adesso. Anche perché, e capisco che tu ti poni il problema, perché se il Verona sta in smobilitazione si poteva approfittare, sai, prenderli un po' per la gola, eccetera, eccetera. Però non te lo puoi permettere tu adesso, perché sei in un momento di grande emergenza e quindi se hai individuato il profilo io non mi metto a fare il segretario al contrario del Napoli, visto che non entrano a noi i soldi quando vendiamo un giocatore, non escono da noi i soldi quando lo compriamo e il Napoli se lo può permettere di spendere un paio di milioni in più rispetto al valore effettivo del ragazzo. Poi, come spesso è capitato, tu magari ne hai spesi 10 per Kvara e te ne vale già 10 volte tanto. Se ne spendi 2 in più per Gonj non fa niente, insomma, si bilancia con il grande valore che hai preso dagli altri giocatori. E dico Kvara, non dico Osimhen, perché non lo so se Osimhen effettivamente te ne porterà a 130. Io ho delle perplessità, sui 130. Perché mi è appena uscito il video di Solé, Welcome to Napoli, con le clip del giocatore, è strano, fa video affidabili. Allora, ti spiego come funziona Just Sniper. Quando ci sono dei giocatori forti, le pagine che fanno gli highlights dei giocatori fanno il video. Dopodiché, appena esce il rumor, cambiano il titolo e cambiano la thumbnail. Tu puoi cercare tantissime immagini di giocatori accostati, per esempio il Szoboszlai, no?
Szoboszlai se ne è parlato per il Napoli e girava il video Goals and Skill di Szoboszlai. Appena esce il rumor per il Liverpool, lui cambia la thumbnail, cambia il titolo e dice Szoboszlai, welcome to Liverpool, Goals and Skills. È così che funziona, è una genialata assoluta. Di fronte al genio io mi tolgo il cappello e funziona così. E lo abbiamo visto anche con Veiga, perché uno di questi video prese la grafica fatta dai miei grafici con Veiga con la maglia del Napoli fatta da Dobellino, la schiaffarono come thumbnail e dissero welcome to Napoli, e dice ma almeno citare la fonte, e disse no è perché io pensavo che era una foto presa da Google così a caso, non sapevo che era di proprietà sì, avevano fatto i miei grafici tanto belli, e la cambiò. Pur di non citare la fonte da dove era arrivata, hanno preferito cambiarla. Quindi è così che si fa su internet. Valerio caro, siamo tornati alle sgroppate e alle praterie, le urla da battaglia ai fortini, quanto mi manca la classe, le giocate di fino, le strategie tattiche vincenti e le vene sul collo. Hai ragione Sasso, tu mi dici quanto mi manca la classe, non lo so se è finita nella reaction. C'è stato un momento in cui Zielinski ha toccato un pallone col tacco, si è girato in un fazzoletto, il famoso fazzoletto, si è girato e mi è venuta quella cosa, non lo so se l'ho detta ad alta voce, mi sei mancato Zielinski, perché Zielinski mi manca quando non c'è in campo e la manovra è sempre un po' più faraginosa, non è bellissima da vedere. Poi ragazzi, ciao Zielinski, salutiamo, ringraziamo, lo lasciamo andare, fa niente. Guardiamo verso il futuro, però ci sono dei giocatori che sono un po' più belli da vedere e il calcio è anche estetica. Io non riesco ad immaginare un Napoli dove improvvisamente si rinuncia a tutto quello che è stato negli ultimi 10 anni più o meno e si torna a fare le battaglie così. È un calcio che veramente ci appartiene poco, però dobbiamo confrontarci con il momento e questo è il momento, e per ora va bene così. Ngonge e Traoré raggiungono il Napoli in Arabia per la finale. Penso Traoré potrebbe, però Traoré arriva e non so se ha minuti nelle gambe. Lo puoi buttare dentro, secondo me sì. Su Ngonge l'ha fatte oggi le visite se non sbaglio, quindi domani potrebbe arrivare il tweet, o potrebbe arrivare stanotte in serata il tweet di benvenuto Cyril, e potrebbero essere aggregati. Credo che non ci dovrebbero essere problemi con le liste. Non credo che tu dici questi sono i convocati per la Supercoppa e non possono aggregarsi. Credo che essendo il mercato aperto lo puoi fare, tant'è vero che Faraoni oggi è entrato con la Fiorentina, magari loro l'avevano già dato nella lista, insomma veramente non la so tecnicamente questa cosa, ma sto leggendo che il Napoli vorrebbe accelerare per poterseli portare. Più che Traoré, vedere Ngonge in panchina non mi dispiacerebbe, anche perché Politano sempre mezza partita si fa, non la finisce mai una partita, e vediamo se Guido Gentile sa anche questo fatto qua, se si possono aggregare i nuovi acquisti. Ma non ci sarebbe il tempo tecnico, visite mediche, viaggio, okay. Poi non penso, poi ci sono anche equilibri gli spogliatoi, perché fai Mazzarri non l'ha mai visto allenato, non complichiamoci la vita. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti i bibliotecari. Bibliotecari. Sì. Non ti vedo convinto, però. No, e stavo pensando come legarlo alla cosa, però è un'immagine comunque romantica che mi riporta al passato, quindi il bibliotecario mi ricorda Ghostbusters, non lo so perché da lì da lì. Okay. E poi da dove vuoi partire? Dall'inizio o dalla fine? Dall'inizio. Dall'inizio. Cominciamo. Di dire nulla che non abbia detto sicuramente il buon Valerio, no? Che Mazzarri ha stupito tutti, o meno tutti, tranne... Vabbè, no, qua stavo già in champagne. No, diciamo stupito tutti, vabbè. Voglio essere buono. Cambiato sistema di gioco, anche perché deve fare di necessità, manco virtù, proprio di necessità.
è una competizione che De Laurentiis ha fatto sapere a tutto il mondo che non voleva partecipare, ha detto tutte le cose possibili e immaginabili. Ha venduto Elmas dopo la partita con la Juve, abbiamo superato un mese senza Elmas, ancora non è stato rimpiazzato, con tutto che si sapeva che in questo periodo si sarebbero giocate partite fondamentali, perché se perdi molti punti, poi con quanti ne devi fare? Ce ne ritorno 65 sui 57, sarebbero venuti meno per l'impegno alla Coppa d'Africa per lungo tempo Anghissà e Osimhen. Insomma, siamo senza Dem, siamo senza molto, cioè, addirittura è partito Zanoli in gran corsa ieri, cioè, visto che la nostra panchina era di 10 persone, portieri compresi, detto, insomma. Non ha presenziato non ha partecipato, scusa, all'assemblea di Lega, neanche Edo, neanche Chiavelli, cioè nessuno. Un'assemblea tutti in Erasmus. per Pure i no, grafici era diciamo in vacanza oppure problemi di salute, non lo sappiamo, però poteva andare come Van Marotta, amministratore delegato dell'Inter, poteva andare Chiavelli. Un'assemblea di Lega dove si incomincia a parlare, no, di questa possibile riduzione del campionato da 20 a 18 squadre. Cioè, ci sono tanti segnali negativi, insomma. A me invece Mazzarri rompe gli schemi come forse migliore in campo Juan Jesus, rompe la linea e imbriglia Italiano che non ha avuto il 60% di possesso palla, diciamo un primo tempo dove il Napoli è stato volitivo con il sistema Mazzarri, però Kvara ancora non è Hamsik, non sappiamo se poi recupera quel ruolo, quindi ha un po' faticato. Tra Mazzocchi e Politano in due non fanno Maggio, non perché Maggio fosse sotto, però la spinta propositiva continua, soprattutto dei prime stagioni di Maggio, era infaticabile, è il giocatore che aveva i test atletici e fisici, dicono i numeri migliori forse solo dopo Cavani, che era insomma un extraterrestre da quel punto di vista. Però il Napoli fa un onesto primo tempo, soprattutto la prima parte, poi Juan Jesus qua mi mette in difficoltà, giocatore molto criticato da tanti colleghi in maniera come è stato criticato Gattuso, come è stato criticato Garcia, come tante persone anche in maniera volgare, ex giocatore, nonno, cose, eccetera. Giocatore molto serio, molto bravo, diceva vabbè non era chiamato per fare il titolare, questo non significa nulla in italiano, cioè, tu devi giocare, si dimostra più versatile nel cambio di sistema di gioco e quello che non si riusciva a fare in queste domeniche, una difesa a 4 abbastanza passiva perché non era neanche capace di riaggredire con tutto il resto della squadra né di rompere la linea, insomma ha fatto 3 sortite, tra l'altro una perché ha fatto l'assist, altre insomma abbiamo anche sprecato con Ius. Insomma il primo tempo si è concluso con questo 1-0, un gol pazzesco di Simeone, cioè un gol molto difficile da farlo, anche perché non è solo l'esecuzione, i tempi, la velocità e l'angolo di porta che ha preso. 2 annotazioni, non è giovanissimo Caius, non è neanche vecchio, non so, mi piacerebbe vederlo allenato da gente tipo 1 anno e mezzo Guardiola, cioè tutta la stagione prossima e la metà dell'altra e vedere se è un giocatore su cui si può investire. Io non boccio nessuno, neanche un giocatore che dopo 4 stagioni va via da Napoli senza aver inciso, però si è molto parlato in questi mesi di Lindstrom come questo grandissimo talento che manco fosse Messi, Maradona e Ronaldo messi insieme, giocatore su cui investire, però è molto sceso nella seconda parte del primo tempo. Mi sono rivisto, anche se hanno eliminato qualunque tipo di replay, però tu te lo registri, rivedi. Fortunatamente ho un fratello penalista e quindi sono abbastanza saggio e quindi non voglio commentare il rigore, a parte che tu lo sai, non ne frega niente cose degli altri. Però diciamo la stagione dei tuffi, a meno che non stai nei Caraibi, ancora non è iniziata. Vale, è proprio un tocchettino di piedino alluce e lui era già in volo alla Dybala dei bei tempi. Però insomma poi l'ha tirato fuori. Secondo tempo molto modesto Valerio, molto modesto proprio calcisticamente, ma il calcio di Mazzarri era molto modesto. Poi la gente ha dei ricordi romantici e comunque aveva Cavalli, Navezzi e Hamsik, giocatori che avevano grande confidenza con la sfera, molto modesto, anche per una Fiorentina molto modesta.
uno stadio molto modesto, perché vedere uno stadio praticamente più vuoto che pieno. Io a stento ho contato 5 donne, Valerio, altro tema, perché i colleghi si soffermeranno sul fatto che era vuoto, e ormai gli stadi, soprattutto quelli civilizzati, no? Dei paesi dove c'è la prima fila che puoi dare la mano al giocatore, sono pieni di tifosi, gente che mangia, tifosi, bambini, nonni, zii, donne, anche di donne anziane. Ci sono a volte scene molto romantiche, no? Di queste nonnine irriducibili, tifose anche di squadre della Premiership inglese, come è capitato una nonnina napoletana dell'Atalanta. Io veramente, ce ne saranno stato di più, ma nelle inquadrature strette ogni tanto, ma proprio molto faticosamente, si vedeva una donna, e questo è un tema. Che poi i soldi ormai comprano tutto, tranne le persone, sono poche, e mi includo se permetti, che non si vendono e svendono, però è totalmente anacronistico. La Lega, se è andata a prendere questa cosa qui, mi ha fatto molto male, perché poi fate quello che volete, però non fateci la morale, perché questa è una pagina brutta. Insomma, il Napoli, sono molto tiepido, non perché non sia contento, perché questa è una semifinale, queste sono finali. Se non si vince non si è fatto nulla. Noi siamo favoritissimi con l'Inter o la Lazio, e bisogna vincere, perché altrimenti hai solo sprecato energie. Non è che dice a testa alta si rilancia la stagione, no, devi portare a casa un trofeo, e purtroppo abbiamo gli uomini contati, perché bisogna vedere quanto si sia fatto male o se può recuperare Karius. Zelinski è praticamente fuori rosa, messo in campo, perché sennò chi mettevi? Giocheremo con Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, diciamo, a centrocampo, come di Fusco una volta successo al Napoli. Dem si è stirato, siamo proprio male. Mazzocchi mi chiedevano, non lo so, perché, io credo che sia affaticamento, credo che non sia, spero, cioè, dalle scene in campo io, insomma, vi ringrazio per questa stima, anche perché non urlo. C'è un collega che urla sempre, e aveva fatto tutte le cose top, doveva tornare. Vi dissi 2 mesi sono di base, però essendo una lesione di secondo grado, veramente lì è sfumato anche dalle proprie fibre. Cioè, se fosse rottura del crociato, sappiamo 6-7 mesi è la base, cioè. Quindi 2, ma meno di 2 è impossibile, e 2 li abbiamo belli che fatti, cioè. Quindi non mi è sembrato un infortunio grave, mi è sembrato proprio stanchezza, affaticamento. Penso che giocherà, anche se è un giocatore molto modesto, Valerio, molto modesto. Considera che classe 95, non è un ragazzino. Prendiamoci questa vittoria, grandissimo impegno da parte di tutti, con grande concentrazione e serietà. Basta, vediamo la finale, perché bisogna vincere. Se non si è vinto, hai perso solo 2 partite. Non voglio sentire adesso ci rilanciamo il campionato e il Napoli è ancora in cura, però un trofeo sarebbe molto, è un trofeo, a parte ti danno più soldi se vai in finale, se vinci, no? Quelli ci sono, se vieni eliminato ai semifinali prendi una cifra, vai in finale, se vinci un'altra. Vincere un trofeo in una stagione disastrosa come questa qui, non voglio sbilanciarmi, perché siamo molto sfavoriti, però sarebbe molto, molto importante da tanti punti di vista, e non perché ti rilanci il campionato ti rilanci con umiltà, come la partita di oggi. Mazzarri è stato bravo, è stato umile, non so se è stato oggi solo alla partita perché ha dovuto fare di necessità super necessità, o ha capito che è difficile fare una brutta imitazione del calcio di Spalletti. È meglio fare una nuova versione pane e prosciutto del suo calcio, che lo conosce bene. Difesa a 5, perché non è a difesa a 3, che si arrabbia poi con l'ottimo Giordano in conferenza stampa qualche settimana fa. Io oggi si vedeva chiaramente. Me l'aspetto stavolta, che lui dice stavolta la possiamo chiamare difesa a 5. ma andava benissimo, perché praticamente Juan Jesus 2 o 3 volte ha rotto le linee e ha messo in difficoltà il giocatore che metteva in difficoltà il Napoli, Bonaventura. Ci sono dei momenti, perché la gente si sofferma 4-3-3, 4-5-6, 5-5-5, l'ha battuto ormai di
citando Ronzo Canà, tutto stupido e vecchio, cambiamo almeno battute. Noi abbiamo visto in queste settimane un Lobot che si è sacrificato troppo, addirittura era dietro difensori, arrivava quasi in pancia a Gollini. Apriamo una parentesi, Gollini con i piedi favoloso, l'azione ripartiva molto più velocemente. Ma me lo sono guardato bene. Apriamo una parentesi, il gol che ha fatto il Napoli con la Serenità, il mezzo gol è di Gollini. Lui punta il compagno, non la lancia in avanti. No, poi può sbagliare la palla uscita alta. Sì, no, dico, facendo un passo indietro, il gol Rachmani, ma quel gol nasce uscita altissima, quasi al limite dell'area di rigore di Gollini, che non si frega, non si butta a terra, la respinge sul compagno, che si va a prendere fallo sulla tre quarti. Noi abbiamo guadagnato 2 tempi di gioco da quella punizione nasce il gol di Rachmani, perché bisogna vedere tutto nella complessità. Sulla partita invece di oggi molto concentrato, non ha dovuto fare nessuno grande intervento, perché è vero che la Fiorentina ha prodotto più tiri rispetto a noi, però non è stata particolarmente pericolosa per merito della difesa che l'ha imbrigliata. Però mi è piaciuto moltissimo sia nelle scelte di passaggio che il lungo corto, nella serenità e nella precisione di passaggio e nella velocità dell'esecuzione sia mentale di passaggio, e quindi siamo stati più rapidi a far ripartire l'azione. Dicevo, un Lobotka meno sacrificato, era uno sconto corpo a corpo con Bonaventura, gran giocatore comunque, con Juan Jesus che a volte ha rotto la linea, rompeva questa superiorità tecnica. Quindi ci sono delle cose, questa partita interessanti, non fa primavera questa partita, però vanno sottolineate, perché comunque quando ci sono dei miglioramenti oppure delle chiavi tattiche e anche tecniche durante la partita che meritano, che è bello del calcio, altrimenti siamo tutti risultatisti o non vediamo nulla di buono. Però aspettiamo la finale, siamo sfavoritissimi sia che sia con l'Inter che con la Lazio. Ecco, qualcuno diceva la Lazio vincerà e sarà una sorpresa. Io non mi nascondo, la voglio vincere senza senno, sapendo che il 99% è l'altra squadra, noi abbiamo l'1%, non amo fare percentuali, quindi non è che però non è che poi non fa niente adesso, testa no, nessun discorso sarà testato, lì è una finale finale anche delicata, perché tu puoi giocartela all'arma bianca, prenderti delle ammunizioni e condizionarti di giocatori diffidati la partita successiva. Quindi è una finale. Perché per esempio Nick ti chiede quante possibilità abbiamo, ma io ti chiedo, aggiungo alla domanda, si riuscirà a vedere questa finale? Perché è la prima finale che non è una finale, Guido, perché nelle finali tu te la giochi la munizione, invece in questo caso tu ti devi anche scegliere se giocarti una munizione da diffidato che ti porti poi contro la Lazio in campionato, o se farti la finale, dice è una finale, non mi interessa, mi spendo il giallo. Quindi per la prima volta, quando si dice è sempre una finale, è una finale ma non lo è. Ma io siamo governati, il problema quando nella vita tu non fai né l'uno né l'altro, no? Io lo vedo nel cinema, in alcuni esercenti. Io non pretendo che gli esercenti siano dei raffinati intenditori, puoi essere anche il più zotico di come facciamo, ma almeno fai l'impegno. Guido, facciamo così, rientra, perché stai frizzando un pochino ed è un peccato, perché è una live interessante dove sto prendendo anche altre domande, ragazzi, da tutti voi che sono molto interessanti da girare a Guido. E vediamo un pochino, recupero altri messaggi. Ciao a tutti, mi sono appena collegato, non so se avete già toccato il discorso mercato. Che informazioni hai su Umar Solet? Caro Francesco, nessuna. Devi apprezzare la mia onestà. Se io un giocatore lo conosco e l'ho visto, ti dico quando lo vedrò. Adesso che quanto pare il nome è uscito, sembra che si stiano rincorrendo le voci, pare che sia fatta, eccetera eccetera. Lo analizzerò, lo guarderò bene e vi farò sapere. Allora, ti dicevo, Valerio, scusa se siamo entrati e usciti. Fai l'imprenditore e fai funzionare la tua macchina. Allora,
anche il discorso che si fa sui presidenti, quando si diceva De Laurentiis non è tifoso, sono discorsi da terzo mondo ormai, con tutto il rispetto per il terzo mondo. Tu devi fare bene il tuo lavoro, anche quando De Laurentiis, quello il sindaco juventino, cose... Andiamo oltre, facciamo un passo in avanti, proprio culturale di ragionamento. Allora, tu sei David Stern, no? Il compianto David Stern, devi far funzionare al massimo una macchina NBA, anche se la detesti, no? Cioè, sei pagato per quello. Poi chiaramente se ti piace è anche più piacevole, scusate la ripetizione di parola, vedere una partita, una finale. Però il tuo compito, tu sei il commissioner, no? Allora, in questo caso sei l'amministratore delegato del presidente della Lega, devi far funzionare la macchina nel rispetto delle regole sportive, anche se c'è la Juventus, quindi questo già diventa un ossimoro, però nel rispetto delle regole sportive e ottimizzare il prodotto, sia rispettando, cioè quella che è una vocazione ormai sempre più industriale, addirittura finanziaria, è un'anima sportiva. Che senso ha addirittura con una competizione che è semifinale e finale fare questa regola che le ammunizioni non te le porti, però poi le sconti? Allora devi fare la cosa, è una competizione unica a sé stante, anche se è una sola partita, in questo caso addirittura 2. La Coppa Italia, le ammunizioni, le sconti in Coppa Italia, il campionato in Coppa Italia, in campionato. Questa qua è vero, dice, tu potresti ripartecipare a una Super Coppa fra 5 anni, va bene, perché adesso, come hai detto tu, psicologicamente Mario Rui la gamba ce la mette, non ce la mette e poi la sconta in campionato, ma è giusto che la sconti in campionato, però mi sembra un papocchio, perché poi crei non una dietrologia di sospetto, no? Noi li eliminiamo qua, però ci può essere un giocatore che dice no, io non voglio essere ammonito legittimamente, perché insomma in campionato per me è importante, è un giocatore che va tutto per tutto, cioè, però limiti, diciamo, la possibilità di far rendere tutti al 100% sportivamente parlando, e non ci stiamo né lamentando. È una regola che trovo stupida. Siccome tu devi garantire il prodotto potenzialmente parlando migliore possibile dal punto di vista calcistico e spettacolare, la domanda, e chiudo, questa regola nuova cortocircuito rende il prodotto calcisticamente parlando più... No. No. si può rispondere chiaramente no, è proprio così. Ma allora che li paghiamo a fare? Ma questa è la domanda che poi si inserisce in questa di Francesco Perrone. Cosa ne pensi del calcio gratis su YouTube? Cronache di spogliatoio, ha comprato i diritti del mondiale per club, Supercoppa di Spagna e Coppa del Re. Sarà questo il futuro dei diritti TV nel calcio? Questa è una domanda intelligente, perché in Spagna si sta combattendo, non usiamo i termini militari, visto che ci sono veramente guerre, diciamo uno scontro fortissimo, no? Tra una società in mezza, perché una sta più che di là che di qua. Cioè il Barcellona non sappiamo come andrà a finire questa, se faranno finta di nulla, ha una spada di Damocle seria di possibile potenziale, diciamo, magagne con gli arbitri, e Real Madrid che continua a accumulare debiti, cioè, e la Lega spagnola che vuole andare verso un'altra direzione. È una direzione che a me piace, e vi spiego, cerco di essere breve. A me non piace la proposta di De Laurentiis, perché tu non devi andare appresso, tra l'altro, alle persone, e lo vedo nel cinema, eccetera, che sono le più fragili, non intendo fragili come può essere una persona in difficoltà, ma fragili come impegno, come il fatto che comunque tu ci tieni a quella cosa, e disinteressate possibile, perché sono quelle che ti abbandoneranno prima. Mi spiego subito. Tu non puoi andare appresso al pubblico il Checco Zalone, cioè assoluto della comicità, eccetera. Attenzione, non è una critica a Checco Zalone, perché quelle persone vanno al cinema una volta ogni morte di Checco Zalone quando va al cinema. È una battaglia persa. Quindi se io taro una mia programmazione o un mio sistema cinema su quello, o io ho la fortuna di avere ogni mese un Checco Zalone, un film del genere, o sono finito. Traslando sul calcio, se io vado appresso al nipotino che si scoccia, eccetera, ci saranno 1000 ragioni per cui trovi una scusa. Qual è una delle scuse classiche? Parlo in Italia, non so in America, e poi io faccio viaggio quando delle situazioni culturali non vanno bene. Rispondo alla domanda è tosta.
ma non è stata fatta abbastanza pubblicità. Io voglio sapere quanta pubblicità viene fatta, che oggi c'era questa parte, cioè, non devi mandare mail, telefonare, cioè, le persone hanno visto si informano da solo, lo sanno da sole, o che ti vai a prendere una birra in un pub, cioè, è un falso mito, cioè tu hai fatto i cartelloni 9 metri per 6, conferenze stampe, i classici servizi a pagamento, no? Sulle radio e tv, ma hai 5 persone a sentire una cosa di poesia, di lettura o al cinema. Cazzate, scusa Valerio. Sul calcio, una volta che, a parte che le persone aspettano l'uscita dei calendari, no? Cioè, non è che c'è un bombardamento continuo giornaliero che tu ti devi vedere la partita, le persone se la vedono da solo. Quindi certo. tu devi ritornare a rendere spettacolare, equo, sportivo, interessante il calcio, non andare appresso a quel tipo di spettatore, perché quel tipo di spettatore ti abbandonerà per le ragioni più impensabili, disparate di questo mondo. A che c'entra con YouTube? È diverso, perché tu dici, io voglio legare un discorso sportivo slegato dal discorso della fruizione, vabbè, a me piacerebbe più nello stadio. Allora ho detto, io lo sport cerchiamo di migliorarlo, la rottura che lo rendiamo gratis nelle piattaforme, quindi potenzialmente posso renderlo fruibile anche persone che non hanno la possibilità di fare 1000 abbonamenti nelle varie nazioni. È un discorso diverso, se ci pensi, da quello di De Laurentiis. Quello che ha detto, io voglio fare, ci sono dei film che scadono i diritti, film muti, li puoi vedere su YouTube, addirittura Ken Loach anni fa, è ancora un grande maestro inglese in vita, disse no, ho deciso di mettere sulla mia piattaforma 10 film, pure se non sono scaleti. È diverso, non significa che Ken Loach non fa più film impegnati, interessanti, di qualità. Non so se è chiaro il parallelismo. Sì. Però ho detto, sono cose ancora da valutare. Allora, il sistema televisivo è un discorso, e chiudo. Se però tu vuoi cambiare le regole per scimmiottare uno spettatore televisivo disattento, secondo me perdi quello e perdi me, perché veramente non è più calcio. Una cosa è ammodernare certe cose, un'altra cosa è snaturare totalmente il senso del calcio. Posso capire, e c'ha ragione Buffon, forse li possiamo allargare, poi è arrivato il momento perché erano fatte su altezza media della popolazione, non solo dei giocatori. Allora questo è un... Sì, ma là, perché lui poi restano i suoi record. Allarghi la porta, prendono i portieri prendono più gol. Ma anche la Supercoppa di oggi non si può chiamare Supercoppa, si chiama quadrangolare. Hai ragione, lo sai, ci sono rimasto male, sai perché? Paramount Plus dice Zerbin ha un record perché è il primo giocatore da subentrato a segnare una doppietta in Supercoppa. E però non vale, perché questa è una semifinale, cioè, mentre è un bel record da portarsi dietro, questa è una Supercoppa unica, perché è una nuova questa semifinale non doveva esistere. Quindi con grande soddisfazione questo l'affrontammo prima e dopo, che il Napoli trionfò l'anno scorso un bellissimo tricolore, sul fatto che insomma noi siamo avanti, si fottevano, la Provercelli ha vinto di più, l'uniformità proprio del titolo sportivo è uno dei temi che però anche qua vedi l'Assemblea non vogliono affrontare, perché quando il campionato italiano era semifinale e finale, che vinceva il genere 2 partite, 3 partite, e il Napoli ne ha vinte su 38-28 l'anno scorso, non puoi uniformare e far pesare il titolo del Genoa, della Provercelli al titolo del Napoli. Quindi anche in questo uno dovrebbe fare cosa del campionato finita. L'anno scorso è stata l'ultima Supercoppa, adesso è nuova e si deve dare un altro nome, anche perché si parla, no, la Lega, Superlega, come si chiama, il merito sportivo, tu perdi una finale e vieni premiato potenzialmente per andarne a farne un'altra, no? Vabbè, no, Fiorentina è stata eliminata, no? Però l'anno scorso ha perso la finale, e qual è stato il fatto di perdere? Nulla di grave, si perde nello sport, no? Però quando tu perdi o viene eliminato un turno di eliminazione diretta, oppure vinci uno scudetto da primo e tu sei secondo. Qual era il fatto? Che tu vieni premiato andando a fare la semifinale. Stiamo sovvertendo proprio le regole base dello sport, sempre per quel discorso che siamo amministrati da delle persone che insomma sono molto ondiviche, perché uno deve prendere una decisione, o prende una decisione e dice no, io torno al passato, chiaramente con insomma uno sguardo al futuro, perché devo ridare quell'aura di attaccamento, di romanticismo, di equità, eccetera. Oppure dice vabbè, butto in vacca tutto, però non mi fare la morale almeno, è questo, no?
Domanda per Guido che voglio fare da settimane. Elmas, Raspadori, Lindstrom, non ti sembrano operazioni di speculazione finanziaria come evitare tasse sui profitti comprando gente rivendibile? Questo, Guido, rientra in un discorso che io cercavo di fare quando abbiamo chiuso il primo mercato con l'estivo e feci un pochino il calcolo di quanti soldi aveva il Napoli, che dice no, quello c'ha il tesoretto, e alla fine facemmo il calcolo e ci trovavamo con quelli che erano dei soldi che il Napoli poteva spendere tranquillamente, perché sappiamo che se fai un utile troppo grande poi li perdi comunque quei soldi, perché te ne devi pagare di tasse su un utile importante. Guarda, con tutto il rispetto immaginabile, perché poi le persone qui ormai fanno solo domande belle o domande interessanti. C'è una domanda che vorrei non svicolare, cambiare, con tutto il rispetto, e mi spiego il perché. Perché poi qualunque risposta, a parte che è come una mia analisi, no? Io non mi permetto di dire manco che è l'analisi, è un'analisi. Quindi è un'opinione che sinceramente io per primo ascoltatore e ascoltatrice di Valerio non mi frega niente di questa tua risposta, tranne al signore che me l'ha chiesto. Valuterei invece di tornare indietro e guardare al presente e al futuro, nel senso che lo sapete, io l'anno scorso, cioè quando dico l'anno scorso, adesso possiamo proprio anche dirlo, l'anno scorso perché 2023, ma parlo sempre in termini sia cinematografici che scolastici, sportivi, che sono quelle poche iniziative che sono a cavallo, no, di un anno. Avrei detto, io prendevo Osimhen, alcuni giocatori, una semi di fondazione, perché siamo leader nel campionato, ce lo possiamo permettere, e avrei preso un grande centrale difensivo, un grande centrocampista. Io avrei anche rischiato, l'ho detto, non Politano, Simeone e Raspadori. Tanto non lo dovevo vincere lo scudetto. Capace che lo Sfiori non fa niente. Una giovane promessa, un ragazzo come terzo. E poi Lozano partiva. Però ho detto, ripeto, un grande difensore centrale, un grande centrocampista. A questo punto tu avevi risolto il problema Zelinski, o dentro o fuori, ma per l'estate. Cioè, avrei puntellato così la squadra. Dissi una cosa e poi ho sentito Mimmo Caratelli ha detto la stessa cosa mia, ma io sono un umile scribacchino, non mi interessa questo mercato, ha detto il maestro Caratelli, prendere un solo giocatore, un grande centrale, ma grande, pronto, di esperienza, bravo, carismatico, centrale difensivo, e lascerei tutto così. È quello che il Napoli non sta facendo. Arrivo il fatto di Elmas, perché mi stavo segnando un po' di date di nascita dei giocatori. Mazzocchi è del luglio del 95, non è un ragazzino, come dissi l'altra volta, quindi ricordava bene Guido, 78 partite in Serie A tra Venezia e Salernitana. Zanoli è ottobre 2000, diciamo non è più un ragazzino perché ha giocato poco, però diciamo, è più giovane, come Elmas che è settembre 99 ci lascia con 189 partite nel Napoli. Barak che quest'anno mi sembra ha accumulato solo 2 presenze nella Fiorentina, è dicembre 99. Tu credi si farà Barak? Ma io spero proprio di no, cioè, perché o mi prendi un ragazzino come è successo per Elmas, Kvara, eccetera, e praticamente siccome sì, mi colleghi, dico Zelinski è vecchio, è maggio 94, quindi è coetaneo di Barak, no? Zerbin è marzo 99, nonché è maggio 2000, anche se praticamente viene da un lungo periodo di inattività. L'operazione di Elmas ormai è stata fatta, chiaramente una notevole plusvalenza, secondo me si poteva vendere anche di più congiuntoli, questa è una mia suggestione, quindi non vale assolutamente nulla. A questo punto si doveva vendere prima, ma sicuramente Garcia si sarebbe messo di traverso, non è stato rimpiazzato. È chiaro che è un'operazione che fa fare una lecita, visto che le dobbiamo dividere plusvalenza a Napoli. Il giocatore l'ha preso, era quasi in scadenza di contratto, quindi tra l'altro ormai doveva ammortare l'8%, mi sembra, no? Quindi praticamente di questi 25 milioni quasi, più di 20 sono di plusvalenza reale, non come quelle di una celebre società, eccetera. Il problema è che ancora non è arrivato nessuno. Il punto è che strategia vogliamo fare, cioè prendere giocatori giovani allora è anche giusto di prospettiva, prendere giocatori
forti non intendo Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos che era svincolato, che adesso gioca al Siviglia, eccetera. Cioè, giocatori stiamo prendendo nell'uno e nell'altro, e questo mi crea un senso di disagio, molto più del fatto che così non paga le tasse, non pagherà un'operazione, una speculazione. Cioè, sono più interessato alla prospettiva futura, e chiudo, scusa la lungaggine, ma una domanda insidiosa, perché io non vorrei accumulare eredità. Cioè, noi prima avevamo un vantaggio temporale, l'abbiamo perso prima della fine del campionato. Adesso siamo dietro queste società, quindi stiamo inseguendo. Che facciamo? Accumuliamo ulteriore svantaggio temporale. Non lo possiamo recuperare il tempo perso, ma non ne accumuliamo altro. Quindi sono un po' preoccupato per questo mercato ondivago, anche perché non sono giocatori, l'abbiamo visto Mazzocchi, eccetera, come sarà sicuramente un possibile Barak o chi verrà, insomma, non sono giocatori che sposteranno gli equilibri, ragazzi. E se Mimmo Gratelli ha detto io mi terrei questi giocatori più sereni, con qualche chilometro in più nelle gambe e un buon centrale di Versino, questi rendono meglio, pure io sarei andato. Poi è tanto male sto Zerbin, ragazzi. Io quando dicevo questi ragazzi meriterebbero di giocare ogni tanto una mezz'ora, ma non ogni tanto ogni 10 partite, cioè ogni 2 partite sempre mezz'ora. Sì, dicembre, l'ho detto, dicembre 94, cioè non sono ragazzini, non no, stiamo è chiaro, dando vecchi, questi però, qua no, però se prendi Traoré e Ngonge sono 23-24 anni. Sì, esatto. Per questo è quello che dicevi, cioè non si capisce che tipo di mercato stiamo facendo. Ma io non è che molto esperto. Quando prendi questi ragazzi, però noi dobbiamo preparare gli amici bellini che subiranno il lavaggio del cervello a tutte le trasmissioni. Vi ricordate Jorginho, eccetera, che venite, faceva no, Jorginho, e lo spiegò l'anno scorso una bellissima intervista, Bigon, chi l'ha preso, che prima disse no, per me tutti i giocatori che ho preso valgono uguale, sono come figli, e poi ha detto vabbè, se dovessi fare un nome Jorginho, aveva mi sembra 17 presenze in Serie A dal Verona, non era solo giovane, perché Elmas è ormai non più giovanissimo, ma se ne va con quasi 200 partite tra Serie A e Coppa. Un'esperienza se l'è fatta, certo. no? Allora questi ragazzi gli devi dare il tempo, gli devi dare un campionato e mezzo, quanto ci mise Jorginho, eccetera. Quindi bene, però quello che vi ho cercato di spiegare, spero non malissimo, non vi aspettate il cambio di passo, come si chiama, rivoluzionario, adesso andremo a vincere, perché quello anzianotto, diciamo così, Mazzocchi, e non è che viene, è la grande leggenda della Juve, del Milan, che viene a fare gli ultimi anni a Napoli, no, e quelli ragazzi gli devi dare il tempo, quindi siamo in una terra di mezzo che però non è quella di Tolkien, quindi non porta punti. Guido, rispondo io a Fabiana, perché dite che Mazzocchi non gioca bene? Come vice di Lorenzo fa la sua figura, secondo me stasera ha fatto un'ottima prestazione, al di là della prestazione di stasera, dove secondo me è un po' lì, doveva trovare un pochino la sua zolla. Quello che voglio dire a Fabiana è che non è il vice di Lorenzo. Mazzocchi in questo momento è il vice Zielinski, nel senso che non gioca lui, e anche contro il Torino esce Zielinski, entra Mazzocchi, quindi rientra in un profilo di giocatore di cui Mazzarri si fida più di Zanoli, perché Mazzarri ha questo tipo di idea del ragazzo, che non gioca al posto di Di Lorenzo, gioca in appoggio a Di Lorenzo, facendo arretrare Di Lorenzo, giocando sulla fascia come ala. Mazzocchi, se vogliamo dirla, è il sostituto di Lozano. Però non si tratta di criminalizzare nessuno, bocciare, però noi quest'oggi, e ripeto, io preferisco una persona umile, sincera, onesta di un presuntuoso, quindi è una vittoria umile che fa bene a tutti l'ambiente, e tra l'altro abbiamo rivisto sorridere, quasi sempre sorrideva Simeone durante la partita, a fine partita, quindi già quello per me è una grande gioia. Però la catena di destra oggi modesta, quando anche Di Lorenzo, ci sarà che il cambio di sistema di gioco poi spaesato, ha inciso di più, con tutto che Mario Rui non si poteva sganciare molto, ha fatto una partita attenta anche oggi, no? Però ripeto, va benissimo la partita di oggi, è stata una buona intuizione, non so se è un'intuizione, ripeto, di necessità e non virtù, però noi venivamo dal famoso Napoli che ormai è morto e sepolto, di Spalletti, con Spalletti avrebbe avuto poche
possibilità di giocare Mazzocchi, tant'è vero che non hai preso un giocatore come Mazzocchi, perché è un giocatore che ha determinate caratteristiche, d'altronde viene da Venezia, è come se Salernitana, cioè da squadre da Verona e Salernitana che devono non retrocedere, quindi va bene, farà sicuramente il suo onesto, anche perché ci metterà anche qualcosa in più da napoletano, questo non c'è dubbio. Guido, 3-4-3 o 5-4-1 cambia poco, l'importante è essere corti, poi senza Kim è l'unico modo che con questa rosa possiamo giocare per non fare brutte figure. Cosa ne pensi? Può fare tutto quello che abbiamo fatto oggi, però col baricentro un po' più alto e quindi dare meno campo, perché non siamo proprio dei contropiedisti, Politano non lo è, Kvara non lo è. Oggi si è visto che Mazzarri, casomai nella sua legittimamente mente, aveva determinate soluzioni giocate perché aveva quei giocatori. E che giocatori, ricordiamoli sempre con affetto, Hamsik, Cavani e Lavezzi, e non solo, ma anche Zemali aveva un bel passo, un cambio di passo in transizione. Zemali oggi a me hai fatto ricordare una cosa, la dico a volo. Caiuste, quando è stato imbeccato, che si è trovato quasi da solo davanti al portiere, mi ha ricordato Zemali che inciampava, perché Zemali inciampava un po'. È quello che non si sottolineava mai di Hamsik, che non perdeva mai il passo, perciò faceva hai ragione. E ti dicevo, tornando alla domanda dell'amico Bellino, assolutamente sì, è necessario, e la volevo già legare al futuro, quindi questa la reputo una domanda interessante, perché con l'Inter, se dovesse passare l'Inter, io sono sportivo, quindi non gufo e non tifo per nessuno, mi piacerebbe vincere questa cosa. Vedete quante volte ve lo sto dicendo, e siamo sfavoriti totalmente, quindi, però non verrò a dire no, vabbè, non fa niente, no, io voglio per me non esistono coppette, manco quelle del gelato, per dire, sappiate, così si costruisce una mentalità vincente. Con l'Inter sicuramente sarebbe una prova, o sarà, lo vedremo, difficile. L'Inter è una squadra a grande trazione anteriore. La Lazio in questi anni, anche quando abbiamo sofferto, ci ha spesso fregato facendo queste partite di catenaccio, altro che il pullman ce la prendiamo tanto con Cortomuso Allegri, ma ricordiamo l'anno scorso, l'anno prima, anche quest'anno. Chi facciamo? Chi è più bassa si aspetta l'avversario, quindi vediamo che l'avversario e con l'Inter chiaramente saremmo chiamati a fare un certo tipo di partita, e sono d'accordo con te, con l'amico Bellino, no, non puoi farti una partita così basso, è troppo rischioso, con Lautaro eccetera. Con la Lazio bisogna vedere chi decide di essere più intraprendente, e lì conterà moltissimo quello che oggi è stato determinante, che è un po' il mio pallino di questo nuovo calcio degli ultimi anni, avere questa percentuale di realizzazione offensiva mortifera. Oggi è andata molto bene, non c'è niente da fare, e tra l'altro 3 gol molto belli. Sì. Perché è vero che l'ultimo se ne va in pallanuoto, si chiama controfuga per dare un termine un po' diverso, però la tira bene, riesce a non inciampare, la incrocia bene, anche quello proprio all'angolino, buon tiro. Il secondo è una bella spaccata, tra l'altro prende anche una gomitata in faccia, non solo sul palo. 3 gol belli, dobbiamo dire, nulla di super fantastico, però belli, non banali. E mi piace, Aniello ci dice, della giocata di Kvara sul primo gol non ne avete parlato, perché in effetti si parlerà... Mi sono esposto, deve andare via da Napoli, signore. Kvara, non c'ho bisogno, sennò... Scusate, io... Ma Guido, ho fatto pure la cover del cellulare. Mi voglio chiarire con chi è... signore, questo. Il ragazzo ha mezzi già adesso, quindi non quelle cose potenziali, superiori al livello della Serie A, punto. Sembra un ragazzo serissimo, poi può darsi che invece che ha Shot in confronto è Biancaneve. Biancaneve è un esempio sbagliato, perché no, si arrabbia la Cortellesi, no? Intanto abbiamo saputo che Walker del Manchester City teneva la doppia vita, amante e moglie, la doppia famiglia. Esatto, quindi non è... e ha margini di crescita, anche perché non ha 28 anni, un giocatore di 28-29 anni che può ancora migliorare, eccetera. Però insomma, diciamo, deve anche cominciare a gestire certe cose. Un giocatore della sua età, veramente, tu se il Napoli lo portasse, diciamo, a un contratto da qui a 5 anni, lo vendesse fra 5 anni, comunque lo vende, che deve ancora disputare la parte migliore della sua carriera, sono quella che va dai 26-27 ai 32 anni, per dirvi quanto
quanta carriera ha questo ragazzo. Quindi non mi stupisco delle giocate, ce li ha in testa, ce l'ha tra i piedi, ce l'ha con i compagni, perché non è egoista. Ha avuto anche il suo momento difficile quest'anno da un punto di vista proprio caratteriale delle gambe, quindi non è che non lo nominiamo, che lo sottovalutiamo, è la nostra stella, ragazzi. Dalla nostra stella ci aspettiamo. Negli ultime 2 partite, anche con la Salernitana, io ho visto un Kvara che ha fatto, e queste sono partite importanti per me, Valerio, e spero che prosegua, un salto di qualità caratteriale. Si dice sempre che il Napoli non ha quei giocatori in mezzo al campo, leader, e invece io l'ho visto uno che si è caricato un po' la squadra sulle spalle. Se gli avesse girato un po' meglio quel tiro dove ha fatto quella serpentina e tiro un po' a rientrare, non fortissimo, no? E avrebbe fatto un gol favoloso, deviato in angolo quello. e quindi voglio vedere se continua questo percorso quasi come fosse Niro, l'eletto, no? Ho detto che adesso più ancora di Osimhen lui capisce di essere l'eletto, però io gli auguro, o questa società, e non c'è stato quest'anno, fa degli step di qualità, diventa seriamente una società internazionale più strutturata, e allora io me lo voglio tenere egoisticamente, ma per il bene che voglio alle persone che hanno talento, secondo me è giusto che non diventi un Koulibaly. Alla fine quasi tutti i giocatori del Napoli, che se ne dicano queste false leggende metropolitane, sono andati, hanno stravinto fuori, tranne Koulibaly, ed è stato un peccato. Gulan è stato uno sfortunato, inutile fare l'elenco, perché Jorginho, citiamo solo lui che l'abbiamo citato, l'avranno accompagnato tutti i colleghi all'aeroporto, però questo ha vinto la Coppa Campioni, la Coppa UEFA, la Supercoppa europea e la Coppa del Mondo intercontinentale. Insomma, se la sta ridendo lui che l'hanno accompagnato. Gioca nell'Arsenal, che insomma si gioca il campionato da 2 stagioni, prima nel Chelsea, non mi sembra. Albiol comunque la sua Coppa UEFA se l'è vinta, ha fatto una semifinale di Champions League, Marek ha vinto in Turchia, ha vinto, cioè tutto questo sfacelo. Lozano quest'anno sta nel PSV che non ha perso una partita, sono primissimi in classifica, mi sembra 16 partite, 3 pareggi, guardano tutti, ciao, vi devo fare l'elenco, quindi è un falso mito che diciamo, chi va via da Napoli? Cavani è andato nel PSG come Lavezzi, grazie che vincono, però chi si aspettava che Albiol andasse via all'era un bellissimo finale di carriera, quasi 40 anni, e comunque cittadina di 68.000 abitanti, manco fuori grotta, e vince la Coppa UEFA, quindi è un altro falso mito, come che il San Paolo tifò Argentina in quella Italia-Argentina. Per la felicità di Guido si parla di Kvara PSG per il dopo Mbappé. Vabbè, ne esce allora, una settimana. Come tifoso napoletano è chiaro che mi dispiace, sia chiaro, non è che faccio i salti di gioia, ma sia chiaro, però noi quest'anno per il bene del ragazzo io non voglio il PSG, voglio una squadra di Premier o una squadra spagnola. Si deve andare a confrontare con ma neanche più, visto che la Spagna è diventato un brutto campionato, c'è questo Florentino Perez, non diciamo nulla, quello è capace, pure se è miliardario, anche lì ci fa causa per ogni frase, però storicamente il fascino, tutto quello che vuoi, meraviglioso, però appunto, no, non voglio no good. No good. Anche Osimhen dice che ha avuto problemi con l'allenatore della Nigeria, per me si è montato la testa, se ti arriva un'offerta da 70 milioni è da vendere subito. Caro mare chiaro, io sono stato l'unico. Sono un valeriano. Sembra tu hai detto 80-90, pure 80-90 e mi sono allargato. Secondo me ogni mese che passa scende siamo abbassati, vedi? Qua non arriva da me, arriva dall'utente. Io ricordo, dato che con Guido abbiamo la possibilità di memoria senza dover nemmeno prendere la calcolatrice, e sapevamo già che Osimhen basta venderlo a 8-9 milioni e hai fatto 8.8. No, 4.8 adesso. 4.8 perché siamo nell'anno successivo. Esatto. Hai ragione. E quindi l'anno scorso bastavano 9 milioni per fare plusvalenza e adesso ne bastano 5 praticamente. Quelle reali, non farle. Plusvalenze reali. Ovviamente non lo puoi vendere a 5 milioni, però questi 130 della clausola di cui si parla, il 200 che ha detto lo sceicco De Laurentiis,
non è proprio possibile, aumentando purtroppo le problematiche extracampo, perché in campo è un animale, non c'è dubbio, però tutto l'extracampo, secondo me, le squadre che sono i top club ci pensano e ci ragionano prima di spendere. L'anno scorso, Valerio, era data per fatta la trattativa con il Bayern Monaco, poi a sorpresa è andata Harry Kane, che tra l'altro un giocatore, io vorrei tutta la vita a Napoli. Ma come, non vuoi? No, io Kvara lo voglio, Kvara e Harry Kane, lì rischiamo di vinci per distacco, eccetera. Certe società, tra l'altro il Bayern Monaco, non vuol dirti di una bugia, quindi poi c'è il precisino che ho detto, mi sembra che il 32esimo bilancio utile consecutivo, a dimostrazione di società etica, con tutti che hanno fatto quello stadio nuovo, centro sportivo, c'è 30, poi può darsi che un anno sbagliato sono 33, però stiamo parlando di una società che ha impostato anche, diciamo, il sistema economico finanziario con dei paletti senza che ce lo dicesse l'NBA, Fiorentino Perez o Andrea Agnelli, certe società, vedi Ancelotti a Real Madrid, no? Che tranne Mourinho ha detto contano tanti aspetti, non solo, diciamo, le tue qualità per un giocatore, tecniche, tattiche, fisiche, eccetera, ma anche umane, e chiudo, perché a volte sono lungo, a volte no, non lo possiamo sapere, lo sanno solo i diretti interessati, però io non so quanti meriti di un grande miglioramento, non parlo sul campo, con proprio caratteriali, hanno avuto l'anno scorso Giuntoli e Spalletti. Io credo che in parte uno zampino loro, che sono stati bravi durante gli allenamenti, durante le partite. Ricordati, no, da quell'espulsione a certe dichiarazioni di Spalletti, sia Valerio che lo notò non subito, doversi togliere più la maglia, sennò sia Valerio che lo notò subito e gli piacque, come chiaramente mi associo tutta la vita pure io, e ci stava piacendo questo percorso. Valerio me lo ricordo, io mi ricordo pure quello che dicono le persone, pensa come sono messo male. Disse, voglio sperare, poi è successo, tu mi potrai contraddire perché sei diretto interessato, che la paternità sia un ulteriore stimolo, che noi abbiamo visto, e quest'anno invece abbiamo visto una regressione. Questo, ragazzi, lo paghi in termini di svalutazione. Si dicono sempre le solite cose nelle trasmissioni, ma fidatevi che determinate società, la Juve perché non ha preso mai un giocatore come Cassano? Non perché non se lo poteva permettere, perché non è un giocatore della Juve. La Juve perché ha preso Ferrara con grande malincuore di Genova? Perché Ferrara ha fatto una carriera specchiata, non solo perché era forte fisicamente, cioè perché tu in quella società, chiaro, passare da Scirea, pace l'anima, gentiluomo del calcio, a Chiellini, qualcosa, no, però certi giocatori non sono, perché non ha preso Edmundo e l'ha preso alla Fiorentina del Napoli? Perché non una cosa è Edmundo, una cosa è la Pash Travis, diverso, giocatore caratteriale alla Vialli, anche lui pace all'animazione, è un altro giocatore capapazza. Ti piace Zirkzee del Bologna? Moltissimo. Secondo te è già tardi, cioè già Mirino, grandi squadre? Sì. Secondo me, ma guarda, io ti faccio una confessione di qualche età, perché tu qualche anno fa, parlando con un collega, dissi io mi porterei a Napoli, era proprio primissime cose, Xavi Alonso. E la risposta dice, si vede che tu non capisci bip di calcio. Sono da frase. È inarrivabile adesso, perché sta dominando. Mi sembra che non perde, vabbè, questa stagione non ha ancora perso in Bundesliga, ma pure 12-13 partite della stagione scorsa. Fra un po' finirà quasi un campionato a cavallo di 2 campionati senza sconfitte, e Ancelotti l'ha già indicato come suo successore nella potenziale, poi decide Fiorentino Perez, ma se Ancelotti pubblicamente dice pronto, anche carattere, e io non ho chiamato al collega, ho detto scusa, perché non sono il tipo di persona, chi è che non capiva niente, siccome si fa sempre il nome di De Zerbi, ormai sono fuori quota, no? È chiaro che è uno di quei giocatori che deve andare a provare, se poi ha la testa, la fisicità, il talento c'è, ma è quel talento che viene retto da una costante fisicità e testa tutte le partite.
Quella è la difficoltà che ci insegnò Benitez. Ci sono dei giocatori, vedi l'esempio di Balotelli e Cazzari, il talento ce l'hanno, ma tu devi avere la testa e quella disciplina fisica va a far sì che tu su 38 partite, 32 sei sempre da 7 e anche decisivo. 2 le sbagli proprio perché le sbaglia pure Maradona, e poi 2 fai delle cose favolose e poi qualche migliorica, ma 32 su 38 devi essere un martello, e per essere devi avere testa e fisico. Il talento te l'ha dato il Signore, quindi... Questa era Callecon, perché mi stai un po' descrivendo la continuità di Callecon. Se non sbaglio il Bayern ha la clausola di compra bassa, sì, mi pare intorno ai 30 milioni, 20 milioni, una cosa del genere. Non penso se lo facciano sfuggire. Dipende se hanno già deciso cioè se poi va in competizione con Kane, potrebbero ricomprarlo e rivenderlo a quello che vogliono loro e fare l'asta. Però diciamo l'osservazione giusta, è uno di quei giocatori che quest'anno non quelli che dicono si è ritagliato uno spazio, si è evidenziato, insomma, in questo campionato un po' mediocre, detto quando la giocate, insomma, il ragazzo è più che interessante. Il problema è come adesso, il problema non è Paris Saint-Germain, no? Per fare un parallelismo, il problema è la Ligue 1, che non è cresciuta al pari del Paris Saint-Germain. De Laurentiis, una delle sue improvvide affermazioni quest'anno, vedi, ho fatto bene, dice a Scampi, no? A prendere 2 serie e di nuovo prima in classifica ormai da settimane, non per distacco, però dopo poco si è ripresa la prima posto in classifica, sta prima in classifica, o vince o perderà di un'incollatura, il Champions League è arrivato secondo, però ha un ottavo che può dire la sua. Il problema è che quando il Paris Saint-Germain ha vinto quei campionati e poi a un certo punto, certe giornate, non è che gli altri si scansano come lo Scanzuolo, diventa veramente poco allenante, no? Il campionato inglese, vedete, quest'anno è veramente allenante, e quando, anche se l'ha vinto il City per troppe stagioni in questi anni, ma ricordatevi come l'ha vinto. Un anno l'ha vinto a 99 punti, povero Liverpool, no? E anche chi non vince però è portato a spingere al massimo la rotativa del giornale, no? Per farlo. Quindi noi con questa mediocrità poi rischiamo, tornando alla domanda, di non fare esplodere al massimo il talento perché noi ce l'abbiamo in famiglia, no? Il nostro croce e delizia, no? Zambo Anghissà. Io l'ho parlato a Anthony Davis, sono felicissimo. Stanotte ho visto il Lakers vincere e oggi vedo il Napoli vincere, non mi succede mai. Guido, a proposito di Mourinho, rabbrividisco all'ipotesi che potrebbe allenare il Napoli l'anno prossimo. Per favore rassicuratemi sui rumors. Hanno già litigato prima di stringere il contratto De Laurentiis Mourinho, cioè, ci stupiremmo. Io invece ho detto che stavolta Mourinho al telefono non risponde nemmeno. Cioè, se è vero che Conte gli ha risposto al telefono e gli ha detto di no, io ho risposto su Twitter a chi me l'ha chiesto, Mourinho non alza nemmeno. Però poi ci hanno fatto sapere che Mendes l'ha spinto a De Laurentiis. Io non ci credo proprio. Parlando di cose semi stupide, come tutte le cose che dico io, no? Senza andare al gioco delle parti, confrontarsi con persone molto più brave e esperte di me. Se volessimo fare questo giochino, no? Il famoso che alla fine De Laurentiis ha sbagliato un solo allenatore, me la lego al fatto di Mourinho. Non parlo delle mie opinioni personali, perché le mie opinioni personali, per esempio, Benitez non è che solo non è sbagliato, è stato quello cardine, però se volessimo fare questo giochino, facciamo questo giochino con Valerio, legandolo a Mourinho al futuro. Noi cerchiamo sempre di andare avanti. Ventura, male, 0-1. Reia, bene, 1-1. Dopo Reia se lo scelse lui perché era vicino della zia, mano nella mano, lo portava in campo. Donadoni, male. 1-2. Mazzarri, prima versione, bene. Oggettivamente. Poi io non amo, però bene. 2-2. Dopo Mazzarri, Benitez, malissimo. Secondo tutti, secondo tutti ha lasciato le macerie, ricordati come le macerie. Male, 2-3. Dopo Benitez, Maestro Sarri, bene, molto bene. Per me
e il contrario, ha bruciato 3 panchine, però va bene, perché quelli erano tutti giocatori tranne Allan, però siamo 3 a pari. Dopo il maestro Sarri, che è venuto Ancelotti, male, e siamo 3 a 4. E dopo Ancelotti, Gattuso out, credo che non c'è manco bisogno di continuare, e quindi siamo 3 a 5. Anche se io non sono d'accordo. Sì, no, io sto dicendo della... Sì, è chiaro, nel generale. Non Guido e Valerio, io ho detto, io mi faccio da parte di quello che è l'opinione pubblica degli addetti ai lavori, miei colleghi. Dopo, quindi siamo 3 a 5. Dopo Spalletti, leggenda. Anzi, dovremmo farlo valere a 2, quindi siamo 4 a 5. Dopo Spalletti, Garzia. Male? Si può dire male? Si può dire. Siamo 4 a 6. Dopo Garzia, Mazzarri, male. Aspettiamo. Quindi questo falso mito che ha sbagliato un solo allenatore, come solo 3 film su 300 della vita, non è così. Il punto è che ne ha sbagliati 2 di seguito. Io voglio andare contro i detti, gli adagi, i luoghi comuni, non c'è 2 senza 6. Speriamo che non sbagli il prossimo, però è cruciale. Il punto è che, e vi anticipo, e io voglio vincere la Supercoppa, lo dirò fino alla fine di questa trasmissione, ma non la vinceremo, però io la voglio vincere. La quota minima, non che faremo, perché non è difficilissima, al di sotto dei quali io non voglio sentire nessuna parola, è 65 punti. Sotto i 65 punti, guardate, io vi sto dando 3 mesi avanti rispetto ai... Ripeto, il Napoli non sto dicendo farà 65 punti, non sto dicendo è facile, che ho calcolato, no, per niente, e poi faccio vedere quanto è difficile fare. Però 65 punti li ho calcolati con precisione, non sono i punti che farà, sono la quota in base alla quale possiamo ragionare sulla prossima stagione in un certo tipo di lettura e avanzamento. Sotto quella prepariamoci a un certo tipo di stagione e quella successiva alla prossima diventa molto faticosa. Quindi il nostro obiettivo, come io vi dissi e avevo visto come un pazzo, perché per distacco, vincere un trofeo, terzo posto e quarti di finale in Champions League, stagione trionfale. Adesso la stagione di Guido Gentile, non penso vincere un trofeo magari, è sesto posto o quinto e 65 punti. E non perché rivedo a ribasso come i perdenti in base ai risultati, perché bisogna anche studiare l'andamento del campionato. Perché adesso lo sto legando? Perché in base a quel punteggio tu puoi, non solo con un certo tipo di allenatore, anche un semi-big, impostare il campionato in una certa maniera. Se tu scendi sotto quella quota, ti prenderai una giovane promessa e sperando che fa bene, ma che ha molte difficoltà. Non pensate che puoi aspirare a Conte se hai fatto 59-62 punti, non ti viene, ma a parte già che non ti viene, cioè parliamo di cose serie. Io quando sento la frase, Valerio, il campionato è lungo, ci sono ancora 7.000 punti, mi viene l'orticaria. Quanti punti ha fatto l'Inter, amiche Bellina? Ne ha fatti 51. Con Napoli 53 l'anno scorso, alla 20ª. Ha fatto circa l'84-85% dei punti disponibili. Che significa, Valerio, la frase ci sono ancora 50 punti? Cioè, quanti punti può fare il Napoli da qui alla fine? Cioè, può fare l'80% dei punti disponibili? Ne sono rimasti 54. Se pensate che il Napoli ha una media punti di 1,55 e l'anno scorso ha vinto il campionato da 2,30 e qualche cosa, no? Mettiamo pur che il Napoli faccia una media punti 2,2, fa 70 punti alla fine della stagione. Superiore a quello di Spalletti? No, inferiore, quella era 2,3 eccetera. E cioè aumentare del 0,20 è tantissimo. Diciamo che il Napoli riesce a arrivare a una media punti di 1,88. Fatevi il conto, 1,88, anche un punto virgola 9 per le 18 giornate che mancano, e più i 31 punti. Quanti punti possiamo aspirare? Ci siamo complicati la vita con le sconfitte col Torino e col Monza, sono state... Quindi Mourinho, sia per le questioni caratteriali, sia per le questioni presidenziali, sia per il costo e sia per la situazione del Napoli, non si viene a prendere una squadra del genere, perché deve prendere una squadra che è più vicina alla zona Champions. 65 punti, tu puoi sperare con un bravo allenatore, vincente, che quel gap di 10 punti in una stagione, 10-11 punti, arrivare a quei 76 faticosi, li puoi fare.
come puoi anche scendere di ulteriore 10 ma non rischi la recessione. Da 60 a 77, 17, 18, 16 punti una stagione, quindi vediamoci questa finale, godiamocela, ma calmi, molto calmi. Lo so, io ragiono molto avanti, è una cosa che nessuno mi segue, forse solo questo pazzo che ogni tanto mi invidia. Quindi io spero che De Laurentiis abbia, adesso non sembra, le idee chiare, il prossimo allenatore, perché sarebbe il terzo sbagliato di seguito. Miron Gonge ti piace? Può diventare importante per il nostro futuro? Però, vedi, forse non mi sono spiegato, tutti questi giocatori, perché nessuno boccia nessuno, adesso si trovano in una situazione dove si tratta di capire, stagione dove io semino, anche un Zerbino, eccetera, stagione dove io devo rincorrere alla disperata e non ce la farò, perché c'ho Atalanta e Lazio come davanti a me, il quarto posto. E quindi non hai il tempo, casomai anche di vedere fare un errore clamoroso che ti costa una partita o di migliorare. Quindi potenzialmente sì, sono giocatori che, come si dice, no, di prospettiva, eccetera. Ma la stagione del Napoli, che si è fortemente complicata, non è una stagione da prospettiva, è una stagione da rincorsa. Quindi quanto tempo servono a questi ragazzi, e io li voglio vedere una stagione e mezza, e serve una stagione e mezzo per incominciare a impostare, no? Vedete il Kvara di quest'anno che sta anche, è il giocatore che prende più falli in Serie A, ma il giocatore che addirittura è diffidato, che è meno tutelato dalla Serie A, è una cosa che dovrà imparare a gestire, no? Tante cose, quindi si tratta di capire poi quanto la società abbia le idee chiare, trasmette le idee chiare, e queste idee si sposano con la tempistica di questi giocatori, che anche se metti che parte bene, fa 5-6 partite favolose, lo riscati, cioè, e poi l'anno prossimo nel calcio di oggi non si ha né pazienza, secondo me, né gusto, e De Laurentiis è il primo, no, che vuole gli highlight come lo volevano Agnelli. Si sta trasmettendo all'utenza proprio l'impostazione di non avere proprio il gusto di vederti una partita tutta per intero, un campionato tutto di intero, tutto subito. Probabilmente se le persone avessero il grande anacro sportivo si andrebbero a vedere chi ha vinto il campionato. Ho questo ma non per andarsi a scommettere, proprio perché hanno questa... Triste. Però sì, potenzialmente sì, e il problema è che è un campionato dove dobbiamo rincorrere, oppure dice no, vabbè, non rincompiamo più, costruiamo, anche se arriviamo settimi, è la base per l'anno prossimo. Non so se adesso sono stato chiaro. È chiaro, nella sì. seconda ipotesi gli metti meno pressione e il ragazzo ha la possibilità, anche perché è tutto diverso. E ricordate la regola Guido, no? Che intanto la Juve più 3, più la Lazio più 3, ragazzi, che nel girone di ritorno si gioca molto di meno. Oggi si gioca di meno rispetto al giorno, si gioca di meno nei secondi tempi. Oggi il primo tempo abbiamo avuto 1 minuto di recupero, il secondo tempo abbiamo avuto 5 minuti di recupero. Si sono giocati 4 minuti in meno tra il secondo tempo e il primo tempo, 22 a 26 più i secondi, con tutto che c'erano 4 minuti in più sul tempo. E pensatevi quando ti vai a giocare le partite che ancora si devono salvare, il Verona, cose, cioè quanti calci prendi. Guido, sono arrivato al discorso già iniziato. Perché le squadre che abbiamo davanti di 2-3 punti possono fare quella media punti e noi no? Perché esiste il calcisticamente parlando e statisticamente parlando, non perché lo dice io, non sono né il Divino Telma né Santone. Se tu ti studi tutti i campionati, a parte che è una squadra che ha problemi, ha difficoltà, è infortunata, ha insicurezze, eccetera, perché l'Inter scenderà come media se non vince il campionato più di vicino ai 100 punti. Quindi a fine campionato vedrete che avrà una media di 2,25, 2,22, 2,24, addirittura la mantiene così alta. Perché passare è come gli esami all'università, non è che tu... per ritornare al 26, quando tu ne hai fatti una decina, quindicina, non è che anche se prendi 4,30 cosa, la menti di pochissimo, no? È così, no? Allora quando tu a 20 partite hai questa media, ma cioè se Napoli vincesse tutte le partite, pensate alla regola Guido, no? Azzeriamo tutto. Diciamo che puoi sbagliare più o meno 10 partite ormai in un campionato se vuoi vincerlo. Quante ne ha sbagliate l'Inter? 4. Quindi se tu fai divisi in 10, 10, 10 e 8, no? 3, 3, 3 e 2, 11. Nelle prime 20 partite l'Inter ne ha sbagliate 4 invece di 6. Noi ne abbiamo sbagliate 11
su tutte quelle che potevano sbagliare. Quindi se il Napoli vincesse tutte le partite dovrebbe fare 85 punti, quindi l'Inter potrebbe vincere un campionato di 86 punti, per dirvi. Detto, tu non riesci a aumentare una media punti da 1,55 anche giocando bene a 2,2. Fatti i calcoli, caro signore, di quante partite di seguito devi vincere, aggiungi i punti e vedi se sei riuscito a aumentare quella. È ovvio che adesso se vinci 10 partite di seguito hai una media di 3 punti a partita e non Ma io credo che Fabio si riferisca, cioè anche la Fiorentina, anche il Bologna. Sì, no, quelle squadre no, ma nessuno, cioè solo la Juve e l'Inter avranno quella media, forse la Juve rallenta, quello è chiaro, però 28 punti sono proprio pochi. Ah sì, in quel caso sì. Il problema sarà, noi adesso abbiamo una sola partita, il campionato del Napoli è una sola partita, a Lazio. Poi dobbiamo fare una partita importante col Verona e su 3 stagioni almeno che abbiamo fatto 0-0, 1-1 e 1-1. Napoli vero. Anche l'anno scorso, non quello dello scudetto, l'anno prima, quindi non è una vittoria scontata. E poi devi andare a Milano e di nuovo tu puoi solo vincere. Quindi, però io sono prudente, non è che sto dicendo Napoli perderà, arriverà. Io ho detto che per me il mio obiettivo ormai, perché è un obiettivo serio su cui costruire per la prossima stagione, non è un obiettivo da perdente, è 65 punti. Poi di più è meglio, e guardate che sarà difficile farli, guardate che ve lo dico, 65 punti, perché è la base per provare a ritornare in Champions. Sotto i 65 punti mi fa piacere che alla fine la narrazione ci sta raggiungendo. Sì, ma infatti la nostra, non potremmo proprio parlarne stasera. Se voi mi andate a vedere il campionato, nonostante c'è chi scrisse, aspetta che apro un file, così ragioniamo sui punti, anche perché la partita di oggi è interlocutoria, no? L'Inter ha 11 punti più dell'anno scorso, pure la Juve, e il Milan è 4, per buona pace che chi disse che si era spostato l'asse Napoli-Roma. La Lazio meno 5, la Roma meno 8, il Napoli meno 22. Diciamo che l'Inter vincerà lo scudetto, non sto gufando amici interisti, diciamo dagli 89 ai 91 punti, rallenta abbastanza. E la Juve, o la vince la Juve, un po' rallenta perché non ha questo organico, si ferma dagli 82 ai 79 punti. Il Milan, che tra l'altro ha 4 punti più dell'anno scorso, diciamo che sui 74-75 punti, il terzo posto molto basso, diciamo che il quarto posto puoi aspirare tra i 69 e i 72 punti, molto basso rispetto a quelle stagioni 78. Noi abbiamo tanti problemi. Il primo, a parte che è una squadra che non è rodata, troppe squadre davanti. Cioè se Napoli vincesse 7 partite di seguito adesso e l'Inter perdesse 7 partite di seguito, per farvi capire com'è il calcio, uno può dire per distacco, il Napoli non sarebbe primo in classifica. Subito voi mi direste, Guido, ma come? Fai tanti precisini, sei un ignorantone, 3 per 7 21, sono 20 punti di distacco dall'Inter, sei un ignorantone, ma l'Inter gioca con la Juve. Quindi se l'Inter perde, quei punti li deve mettere la Juve, che ci supererebbe di un punto. A un certo punto, quando mancano 10-12 partite, gli sconti diretti degli altri sono dannosissimi per noi, perché anche un solo punto ti può fregare, no? Troppe squadre davanti, può cadere, vedete la giornata che abbiamo passato, no? Può cadere la Fiorentina, il Bologna, eccetera. La Lazio, Vedete la classifica Guido. La classifica Guido in questo momento vede l'Atalanta più 3 male per il Napoli, l'Inter, a parte l'Inter, Juventus, eccetera, la Fiorentina meno 2, bene per il Napoli, la Lazio più 3, male per il Napoli, il Milan 0, 1-0 pesante, il Napoli 0, 1-0 pesante, la Roma 0, 1-0 leggero, che è la differenza tra 0 pesante e 0 leggero, che il Napoli aveva vinto e ha confermato i 3, quindi è 0 nella classifica Guido, però almeno avanza di 3 punti. La Roma aveva perso e ha riperso, sempre non ha potuto avvantaggiarsi meno di un punto, però i punti in regione di ritorno sono 0. Cioè. Quindi intanto c'ha 2 squadre, Lazio e Atalanta, che tra l'altro ci presentano, che stanno andando già più veloce rispetto al girone di andata. E non è bene, è appena la prima giornata, però pensate che la Lazio si può permettere il pareggio con il Napoli, che è vero che farebbe un punto in più del girone andata dalla classifica Guido, la Lazio meno 2, però la Lazio sarebbe lo stesso più 1 perché ha vinto la classifica Guido, ma in caso di arrivo a pari punti avrebbe i 4 punti negli scontri diretti. Ci siamo complicati.
Se uno incomincia a studiarsi tutte le combinazioni matematiche, quanto questo cretino fa, e non dice le frasi fatte, tanto mancano 18 Non c'è partite, finale. e incomincia a farti tutti là e dici, è difficile. E in più, l'ultima cosa, quante volte nella storia del calcio Napoli tu hai fatto questi filotti incredibili? Poche, l'anno scorso è stato 2 grandissimi filotti di Spalletti. Se noi vediamo però, e concludo, perché tu devi anche accettare quello che, come al tavolo da poker, quello che ti sta dicendo il tavolo, perché perciò le persone perdono, che si incaponiscono. Se noi pensiamo che dalla sesta giornata del girone di ritorno ad oggi, quindi tutto il girone di ritorno, tutto il girone di andata di questo girone, no? Il Napoli non è più riuscito a vincere una sola volta 3 partite di seguito, e in questo girone di andata una sola volta il Napoli ha vinto 2 partite di seguito. Statisticamente il Napoli può vincere anche 18 partite da qui a fine campionato, statisticamente, però calcisticamente io non posso ignorare quello che mi sta dicendo il campionato praticamente ormai quasi da 2 gironi, lo posso ignorare, Guido no, perciò non sbaglia le classifiche, lo posso ignorare, però è un po' da superficialotti. Abbiamo troppe squadre davanti, ragazzi, abbiamo troppe squadre davanti, c'è da fare un filotto per rimettersi lì, poi puoi sperare, però diventa tutto un fatto di congiunzioni, perché poi a un certo punto metti che ci sono Atalanta e Lazio che ancora ti sovrastano di 4 punti, si gioca Atalanta e Lazio, mica possono perdere tutte e due, quindi anche se pareggiano, quello sconto diretto, perché tu dici, perde tutte la Lazio, se tu hai una sola squadra da rincorrere puoi anche sperare. Fai la corsa su di lei e certo. Quando sono tante, noi abbiamo girato noni al giorno di andata, quindi significa che superare 5 squadre è un'impresa. Godiamoci senza stress. Io non voglio darvi messaggi negativi, non ve li ho mai dati, però non manco dire cretinate. Una cosa è non dare, però ho detto è molto difficile l'impresa, molto 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 difficile, perché dipende da quanto bene farà il Napoli e da quanto male faranno tantissime squadre, non una. Chiaro. Qui non mi sono ricordato che devo andare a lavorare. Io mi metto un sacco di stupidaggini, comunque bene per la vittoria. Vediamo lunedì, a questo punto ci sarà un lunedì. Esatto, ci sarà un lunedì pazzesco che io per scaramanzia non ho scritto nemmeno sulle mie agendine, ma lo devo aggiungere, e quindi ci aggiungeremo, ci vedremo una volta in più, perché come disse Guido, la stagione perfetta è quella dove fai più partite possibili, non quante ne... E quindi comunque, aggiungiamo una partita ed è buono. Aver vinto è anche questo un piccolo, forse contro i voleri di Laurentiis, che ha detto che se va a giocare lì non si deve giocare, è un piccolo processo di crescita, perché non arrivi a vincere, soprattutto una società come Napoli che non ha 75.000 scudetti, ce lo ricordano, lasciamo al Valerio lavorare, è che tu devi cercare di vincere più partite e trofei possibili, e se non ci arrivi alle finali e ci arrivi una volta, non importa, purtroppo non le vinci tutte le squadre hanno una percentuale 50-60, quelle bravi per cento, poi c'è il Real Madrid con una forte percentuale di vittorie e la Juve una bassa percentuale di vittorie, ci sono questi 2 esempi, ma anche il Liverpool vi andate a vedere, però il processo di crescita passa attraverso le vittorie, non snobbare nulla, non esistono coppette, non esistono cose interlocutore, esiste lo sport e lo sport è fatto, e vi saluto, che devi competere al massimo delle tue potenzialità sportivamente, però non imbrogliando. Un abbraccio a tutti, ci vediamo da Valerio e domani o dopodomani da me. Guido Gentile, piano sequenza. Un abbraccio a Guido, che trovate sul canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza, dove si occupa di cinema, e sono video che scorrono facili e piacevoli. Amici, veramente mi sono reso conto che ce la stiamo prendendo comoda, ma tengo il che fare, e segnaliamo quest'ultimo messaggio di Ezio Pozzio. Dobbiamo fare come Alfonso Caputo, stringere i denti, la famosa mezz'ora di Alfonso Caputo. Noi abbiamo stretto i denti, è andata 3-0 positivi nell'analisi, però domani l'analisi con tutta calma, perché devo andare a lavorare. Vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like finali se siete arrivati alla fine della live, ma dopo lasciate l'emoticon. Quale emoticon? L'emoticon del 3. Il numero 3, anche lei c'ha un emoticon, perché
del mondo moderno, tutto funziona ad emoji. Vi abbraccio, vi bacio, la sigla. Importantissimo. Come 3 orologi, come il terzo scudetto, come il numero 3 Kim Min-jae. Che lavoro faccio il musicista, devo scappare veramente. Forza Napoli sempre.